Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con voi fino alle 14:30, vi ricordo subito alle 12:30 la conferenza stampa del governatore Zaia che farà il punto come sempre sull'evoluzione dei contagi Covid, ma parlerà anche probabilmente di queste micro zone rosse all'interno della regione. Torneremo a parlare della situazione di Auronzo di Cadore, tamponi a tutta la popolazione e la Valle del Lagno che era nella medesima situazione di Auronzo di Cadore, ma che si trovava almeno fino a ieri in una situazione di stand-by. Si saprà oggi con il governatore che cosa accadrà anche in quella zona. Dunque 12:30 la conferenza stampa del governatore Zaia, ma questa però è anche una giornata dove dobbiamo parlarvi anche di cronaca, perché dopo il femminicidio di ieri a Cadoneghe in provincia di Padova, un altro femminicidio purtroppo in provincia di Pordenone, accoltella più volte al collo e uccide la compagna e poi si costituisce recandosi in questura con le mani ancora sporche di sangue. È accaduto giovedì a Riveredo in Piano, in provincia proprio come vi avevo detto di Pordenone. La vittima aveva 34 anni e l'omicidio a 33. Gli agenti ovviamente della squadra mobile della scientifica si sono recati nell'abitazione della coppia ed hanno trovato la donna purtroppo priva di vita. Ci spostiamo anche a Venezia perché c'è un altro fatto di cronaca da segnalare. La statua della Madonna di Piazzale Giovannacci a Marghera è stato oggetto nella notte di un atto vandalico da un balordo, poi identificato, lo vediamo nelle immagini, che ha decapitato la testa e mozzate le mani del monumento. Il responsabile è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza, un gesto che, ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, offende la nostra città, la nostra storia e i nostri valori. Una ferma condanna per un atto vile, aggiunge, che mira a ferire la nostra sensibilità. Ha subito dato disposizione ai tecnici dei lavori pubblici, conclude il sindaco, perché la statua sia prontamente riparata e riportata al suo splendore. Ringrazio, dice, gli agenti delle forze dell'ordine che si sono prontamente intervenuti. Queste dunque le notizie, però come detto parliamo di emergenza Covid, ma parliamo anche di altro, parleremo di ambiente, parleremo di un libro con delle storie particolari. Lo faremo assieme ad un giornalista storico, lo possiamo dire, e scrittore, Vittorio Pierobon. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, il libro che faccio vedere è un libro, se la regia riesce a farlo vedere, che parla di ecosfide, 20 storie di scelte alternative nel rispetto della natura. Vorrei leggervi proprio alcune righe per poi magari commentarle con Vittorio Pierobon. Dice incontri ravvicinati con persone normali che fanno qualcosa di speciale, da Max Calderan, il figlio del deserto, a Tommy Perry, l'uomo che è salito in cima al Kilimangiaro a piedi scalzi, da Andrea Spinelli che cammina con il cancro, ad Alberto Fiorin, il Forrest Gump in bicicletta, ma non solo, imprese estreme, anche scelte originali come quella di Paolo Beraldo e Maria Luisa Debin, che vivono in un rimorchiatore in laguna a Venezia, o Ilaria Panozzo che ha comprato un forte sull'altopiano di Asiago. Ed ancora, ne abbiamo parlato prima, Gianni Mattiolo che vive con 40 leoni e tigri in giardino. Dunque storie particolari. Intanto come le è venuta in mente l'idea di scrivere questo libro? Ma il libro è nato successivamente, perché queste storie inizialmente sono state pubblicate sul Gazzettino, sono uscite nell'arco di un paio d'anni sul Gazzettino assieme ad altre storie che sto raccogliendo. A un certo punto mi sono reso conto che molte di queste avevano un qualcosa in comune, avevano questo denominatore comune che è la natura. La natura come compagna di vita, come ambiente col quale riuscire a coesistere, tenendo conto che la natura è sempre più forte dell'uomo. Quindi anche il titolo Ecosfide è un titolo che non vuole assolutamente far pensare che ci siano tentativi di battere la natura. L'uomo è sempre perdente, ma sono tentativi di vivere nella natura in maniera un po' diversa. Ecco, lei ha scritto infatti l'emergenza coronavirus, ce lo ha ricordato con travolgente drammaticità, la natura è sempre più forte dell'uomo. Beh sì, credo che sia sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo in questi mesi. Il mondo intero è in ostaggio di una parte
invisibile della natura che condiziona in maniera assoluta la nostra vita. Questa è una dimostrazione che noi possiamo fare qualsiasi cosa, ma può bastare un virus per sconvolgere le nostre vite. Ecco, dicevamo tante storie. Sì. Qual è la storia che maggiormente, tutte sono praticamente importanti, tutte hanno avuto un valore, ma qual è quella che l'ha colpita maggiormente? Ma come sempre non è facile fare una classifica, è come adesso oggi che si dice se la più forte Maradona o Pelé, nessuno Certo. lo sa. Così sono 20, ognuna ha la sua tipicità, forse potrei dire quella dell'unico personaggio che purtroppo nel frattempo non c'è più, è scomparsa, Emma Morosini, una donna che è morta pochi mesi fa a 96 anni, che io avevo incontrato quando ne aveva 94. Questa era soprannominata la pellegrina della Madonna, perché dall'età di 70 anni, quando era stata sul punto di morire, e lei aveva pregato, era una donna di fortissima fede, aveva pregato la Madonna chiedendo la guarigione c'è stata, i medici obiettivamente non hanno capito bene come, comunque lei è guarita e ha pensato a un miracolo. Da quel momento ha cominciato a fare la pellegrina, ha girato il mondo camminando a piedi, una donna, pensate, aveva 70 anni ma l'ha fatto fino all'età di 95 anni, ha continuato a camminare ed era una donna che ti parlava con una tale leggerezza, con una tale fiducia nel prossimo che mi ha lasciato veramente un po' il segno. Dico solo una cosa per inquadrare il personaggio: lei, quando è diventato Papa Francesco, ha deciso di fare un pellegrinaggio in Argentina ad un famoso santuario, solo che quando è arrivata a Buenos Aires ha scoperto che il santuario era troppo vicino all'aeroporto, solo 100 km, e per lei era poco. Allora ha preso un altro aereo, si è spostata a 1400 km e ha iniziato il pellegrinaggio. A un certo punto la polizia l'ha fermata e non tornavano i conti, dice: ma come, si è arrivata a 100 km e si è andata a 1400, l'hanno scambiata per matta. Si sono informati, hanno capito che effettivamente era una pellegrina e l'hanno scortata. Lei andava nei paesi con la macchina della polizia dietro, alla fine è arrivata al santuario con 2000 persone che la seguivano, la televisione argentina che l'aspettava e il Papa poi l'ha ricevuta a San Pietro. Che effetto fa trovare queste persone? Che cosa le lascia? Che cosa le ha lasciato? È bello, è molto bello perché sono tutte persone che hanno un'impronta molto forte, ti danno un segnale, ti indicano un modo di vivere. Certamente modi di vivere che non si possono applicare perché vanno bene per poche persone, se lo facessero tutti sarebbero follie. Però ti lasciano la forza e l'entusiasmo di credere che si possa vivere in maniera molto armonica. Ecco, questo è forse uno dei segnali. Per esempio, nel libro racconto la storia di due persone che vivono a bordo di un rimorchiatore a Venezia in laguna. Anche questa è una scelta singolare. Loro hanno abbandonato la casa e hanno trasferito la propria abitazione in mezzo all'acqua su un'imbarcazione. Ecco, è una scelta che ovviamente se facessero tutti sarebbe un disastro, perché, però se lo fa qualcuno ti fa pensare come ci possono essere dei modi diversi di rapportarsi all'ambiente, sempre nel rispetto dell'ambiente. Ecco, un libro, ecco, Sfide, che raggruppa quindi varie storie. Sì. Tutte, le abbiamo detto, unite da un unico comune denominatore che è l'ambiente. Certo. Tante storie come questa, ma anche quella ci raccontava di questa persona che vive insieme a tigri, leoni, sì, nel giardino di casa. Sì, Insomma, che non è una cosa proprio normale. Questa direi che è assolutamente unica ed è anche inimitabile, perché magari andare a vivere sul rimorchiatore si può, ma vivere con 40 felini è impossibile. Questa persona si chiama Gianni Mattiolo, vive nelle campagne veneziane a Camponogara. Non è un giardino, è un terreno più grande di un giardino ovviamente, però lui, insomma, in questa, chiamiamola fattoria, ha 40 grandi felini che lui nel corso degli anni ha raccolto. In genere sono animali che ha salvato da destini più crudeli, perché erano stati o abbandonati o maltrattati o erano in circhi che non li potevano più mantenere. Altri sono anche nati da lui, perché adesso prolificano, perché stanno molto bene, quindi c'è una crescita del suo parco animali. Ma quello che è bellissimo è il rapporto che questa persona ha instaurato con gli animali.
un rapporto che è difficile avere anche con un gatto, perché se tu accarezzi un gatto poi magari ti graffia. Lui invece riesce, l'ho visto con i miei occhi, entra nelle gabbie con 1, 2, 3 di questi animali. Lei è entrato nelle gabbie? Sì, no. No, a parte che comunque lui mi ha detto che, che con lui si potrebbe anche entrare, però ho preferito non verificare. Però è davvero singolare. Tra l'altro poi ci sarebbero molte cose da dire, perché l'obiezione che uno può fare è questo ama la natura e tiene gli animali in gabbia, e gliel'ho fatta questa obiezione. Lui dice sì, sono in gabbia, ma vivono in condizioni che per loro sono ottimali, perché in natura un animale fa solo 2 cose sostanzialmente: si procaccia il cibo e prolifica. Il cibo glielo do io e quindi gli risparmio una grande fatica. Mi ha fatto l'esempio della tigre, dice la tigre mangia una volta alla settimana, ma per catturare una preda deve correre per ore, perché non è che sia facile, ma qui ce l'ha. E comunque la dimostrazione che loro stiano bene è che se io lascio le gabbie aperte, e l'ho fatto, loro se ne stanno dentro, non hanno nessuna voglia di uscire. Hanno trovato il loro ambiente, il loro habitat. Comunque lui li fa uscire perché ha un grande spazio dove li porta fuori al guinzaglio, come uno esce col cane, e li addestra, perché la maggior parte di questi animali poi lavora nel cinema e in televisione. La gran parte di quelli che noi vediamo in televisione provengono da questo che non si può chiamare zoo, da questo ambiente. Ecco. Quindi insomma lui comunque ha preso tutti questi animali che insomma... Lui ha cominciato, mi ha raccontato, con un puma di 6-7 giorni che era stato abbandonato, la madre era morta e non sapeva cosa fare, ha cominciato a dargli da bere con il biberon e lo ha cresciuto come un gatto inizialmente. Poi le dimensioni sono cambiate, però ha vissuto per 14 anni con lui come un gatto. Mi ha detto che dormiva sul letto, ai piedi del letto, con lui e sua moglie. Quindi insomma comunque è un animale abituato ovviamente a stare con le persone. Sì. Oltretutto parlavamo prima, insomma, purtroppo questa persona adesso è risultata positiva, quindi gli facciamo anche in bocca al lupo. Ah beh sì, lo possiamo salutare perché l'ho sentito proprio ieri e mi ha detto in bocca al lupo grosso da parte di tutti. Che in questo momento è in quarantena a casa, in isolamento. Perché ha avuto questo problema, come del resto molti in questo periodo. Purtroppo tantissime persone, dove ci giriamo troviamo persone positive. Dunque, se dovesse dire perché comprare Ecosfide? Ma diciamo perché è un libro intanto facile da leggere, non è un libro, non è un mattone, essendo poi diviso in 20 storie c'è la possibilità di leggerlo come si vuole, non è necessario cominciare dalla prima e finire all'ultima, perché sono tutte storie a sé stanti, hanno solo questo denominatore comune, però ognuna inizia e finisce e va avanti per conto suo. E poi perché dà delle idee di vita, perché non ci sono solo queste cose estreme come quello dei leoni che non si può imitare, ci sono personaggi che camminano, grandi camminatori, magari Calderan ha attraversato il deserto, quello non è consigliabile a tutti, però ti fa venire voglia di camminare, di andare in mezzo alla natura, di muoverti. Ci sono grandi pedalatori. Ce n'è uno che sta per raggiungere, Guidolin si chiama, Gianfranco Guidolin, sta per raggiungere il traguardo del 1.000.000 di chilometri fatti sui pedali. Credo che poche persone li abbiano fatti anche in macchina, 1 milione di chilometri. Sì, esatto. Lui ha fatto una scelta di vita, da quando aveva 20 anni circa, pedala sempre. È un programmatore, lui mi ha detto che ha programmato nel 2024, mi pare, di raggiungere il 1.000.000 di chilometri. Come ci si dovrebbe rapportare all'ambiente, secondo lei? Con il massimo rispetto e cercando di viverci dentro, assieme. L'ambiente è tutto. Me l'ha insegnato questo molto bene con una frase che mi ha raccontato uno dei personaggi, Christian Marcolin. Lui ha costituito una onlus che si occupa di alberi, piantano alberi a richiesta. Se un gruppo di persone dice nel mio comune c'è questo terreno, ci piacerebbe piantare alberi, loro si fanno dare i permessi e piantano gli alberi. E lui mi ha detto, parlando della natura, dico perché fai questo? Dice ma perché sai, la pianura padana è super inquinata, piantando un po' di alberi miglioriamo un po' l'aria.
dice io faccio come il colibrì. Dico come sarebbe il colibrì? Mi ha raccontato una storiella orientale che è abbastanza nota comunque. È la storia di un colibrì che in occasione di un grande incendio che scoppia in un bosco, anzi in una foresta, mentre tutti scappano, lui va avanti e indietro da un lago là vicino e con il becco butta una goccia d'acqua sull'incendio. Ovviamente l'incendio non si spegne. A chi gli chiedeva, nella storia è un leone che gli dice ma perché lo fai? Lui risponde lo faccio perché io faccio la mia parte. Se tutti facessero la propria parte l'incendio verrebbe spento. Questo potrebbe essere anche una filosofia proprio in questo momento. Brava, di emergenza potrebbe sanitaria. Essere una filosofia, se tutti facessero la propria parte, si tenessero la mascherina, evitassero i rapporti ravvicinati, le cose potrebbero andare meglio. Infatti più volte insomma, abbiamo lanciato l'appello, più volte lo ha detto anche il governatore Zaia, bisogna essere responsabili, magari forse a qualcuno non piace questa parola, però è così, bisogna essere responsabili e cercare di mantenere sempre tutte le disposizioni, tutti i dispositivi che ci danno, mascherina, distanziamento. Purtroppo non è sempre così però. No, non è sempre così perché ci sono comportamenti maleducati, irresponsabili, stupidi direi, ma questo succede sempre nella società, non tutti rispettano le regole, i 50 all'ora non li rispettano tutti, però certe regole sono più importanti di altre. In questo momento di emergenza assoluta il rispetto delle regole dovrebbe essere basilare. Anche perché il rispetto delle regole è anche rispetto per l'altra persona. Esattamente, sì, se uno vuole farsi del male è libero di farselo, però se il male suo diventa male anche degli altri non va più bene. In questo senso forse ci vorrebbero anche a volte delle sanzioni più pesanti. Perché... Ecco, magari poi ne parleremo, perché adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in diretta, siamo tornati in studio, stiamo parlando insieme a Vittorio Pierobon, giornalista e scrittore di questo libro che parla di ambiente, di tante storie legate all'ambiente, di tante testimonianze, di tante vite diverse, di tante scelte diverse. Una storia che maggiormente l'ha incuriosita? Una storia curiosa è quella di Ilaria Panozzo, è una ragazza che vive sull'altopiano di Asiago. Lei gestisce un forte che era stato costruito prima della Prima Guerra Mondiale, che in realtà poi ha avuto un uso molto, molto limitato perché i piani strategici si sono rivelati non esatti e quindi è stato quasi subito abbandonato ed è andato in rovina. La sua famiglia, suo nonno, l'aveva acquistato, era un rudere, sostanzialmente per fare deposito per le mucche, siccome c'era un grande contenitore d'acqua, andava bene come abbeveratoio. Nel tempo il padre di questa ragazza e poi lei lo hanno ristrutturato e lo hanno rimesso in funzione, hanno fatto un grossissimo restauro ed è visitabile. Ed è uno dei pochissimi casi in Italia di forte di proprietà privata aperto al pubblico. È una cosa molto particolare perché lei mi raccontava che suo nonno, quello che ha acquistato il forte, in realtà ha anche contribuito a demolirlo perché all'epoca c'era il fenomeno dei recuperanti, cioè quelli che andavano a raccogliere i pezzi, gli ordigni inesplosi, i pezzi di metallo per poi rivenderli e guadagnare qualcosa. Quindi distruggevano queste strutture per ricavare dei soldi. A distanza di decine di anni lei in qualche modo risarcisce il territorio rimettendo a disposizione il forte per la collettività. È una cosa piuttosto insolita, soprattutto perché poi è una ragazza che comanda al forte. Una storia davvero particolare. Io vedo già che si sta preparando, lo ricordo, perché fra qualche minuto ci sarà la consueta conferenza stampa del governatore Zaia. Ovviamente si parlerà di questa emergenza, come sempre si parlerà del numero dei contagi, vedremo cosa sarà accaduto rispetto a ieri sera, sentiremo dal governatore Zaia e poi sentiremo anche cosa
cosa deciderà per quanto riguarda sia Auronzo di Cadore sia la Valle dell'Agno, che rimane per il momento in stand-by per quanto riguarda i tamponi. Erano le due zone maggiormente in una situazione, diciamo, complicata. E magari parlando anche di questo, perché purtroppo rimane in primo piano anche l'emergenza Covid, una situazione che è davvero difficile questa, nonostante seconda ondata, si parla già di una terza ondata, certo. Insomma sembra che non si riesca proprio così ad arginare. Mai abbiamo vissuto una cosa come questa. Beh, assolutamente, è un periodo che purtroppo passerà alla storia, noi la stiamo vivendo questa storia sulla nostra pelle. Non so, nessuno credo sappia quale potrà essere l'epilogo. Io credo che la luce in fondo al tunnel sia rappresentata dall'arrivo del vaccino, dei vaccini, perché adesso si sente parlare di più vaccini. Però i tempi saranno ancora lunghi, ci vorrà del tempo prima che si possa arrivare a una vaccinazione in numeri tali che possa garantire quella che chiamano l'immunità di gregge. Fino a quel momento credo che dovremo convivere con il vaccino e di conseguenza cercare, come si diceva prima, di rispettare tutte le regole, di fare come i colibrì che dicevo prima, fare la nostra parte, e la nostra parte è quella di tenere soprattutto questa mascherina e rispettare quelle che sono delle norme igieniche basilari. Questo si deve fare. Secondo lei cosa è stato fatto, cosa si poteva fare di più? Insomma, si parla di carica virale, una carica che adesso è maggiore, qualcuno dice no, è minore. Sta di fatto che i contagi purtroppo sono aumentati e purtroppo sono aumentati anche i ricoveri. Insomma, il Veneto è in una situazione tutto sommato, possiamo dirlo, ancora sotto controllo, ma situazione comunque che si sta complicando man mano con il progredire dei giorni. Cosa si poteva fare secondo lei? È difficilissimo dare una risposta, anche perché questa emergenza ha colto tutti in maniera impreparati, nessuno sapeva cosa si doveva fare, si è imparato un po' alla volta cammin facendo, quindi commettendo anche degli errori. Probabilmente all'inizio sono stati commessi troppi errori e forse questa estate si è sbagliato nel sottovalutare il rischio di una ricaduta. Adesso credo che l'unica cosa da fare sia quella, come mi ripeto, di stare molto attenti rispettando tutte le regole. Dopodiché non sta a me dare consigli, perché ci sono anche troppe persone che parlano, certo. troppi esperti. Io sono lungi dall'essere un esperto in questo campo, quindi non me la sento di dare consigli, dico quello che faccio io cerco di vivere nel modo più attento possibile e questo è il mio suggerimento. Ecco, riguardo ai vaccini, leggo adesso una notizia che arriva dall'ANSA. Attualmente dice non ci sono vaccini anti-Covid per la fascia pediatrica, gli studi inizieranno probabilmente verso aprile 2021 con la sperimentazione nei bambini. A spiegarlo Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova. Non c'è nulla di certo, ma chi lavora nel campo considera che la primavera sia un tempo probabile, prevedibile, e continua: se i vaccini per gli adulti saranno approvati a fine dicembre, i tempi per iniziare la sperimentazione sui bambini di tutte le età portano alla primavera. Vaccini che insomma dovrebbero arrivare, si spera, per gennaio. Forse sarebbe questa l'unica soluzione a questo punto, visto che un po' tutto è stato messo in campo, certo. Ordinanze di PCM, però la situazione economica, insomma, glielo chiedo anche da giornalista, situazione economica davvero difficile in questo momento per l'Italia. Non c'è dubbio che è una situazione drammatica dal punto di vista economico, difficilissima dal punto di vista sanitario, drammatica dal punto di vista economico. Le due cose viaggiano di pari passo, perché la salute e l'economia sono due pilastri della vita di un paese. Credo che ci voglia tempo e si debba ancora resistere. Il governo ha messo in atto moltissime misure per sostenere l'economia. Se come pare andiamo verso un periodo di calo della curva, potrebbe anche ripartire un po' l'economia in vista del periodo natalizio. L'importante è non esagerare per dopo non finire per avere una terza ondata che sarebbe davvero deleteria. Ecco, lei ha parlato appunto del periodo natalizio, qualcuno si aspetta l'apertura insomma
la proroga, l'apertura dei negozi che sono attualmente in ginocchio, e anche gli esercenti, l'abbiamo detto veramente più volte, esercenti, ristoratori che sono in crisi. Noi riceviamo tantissime chiamate di esercenti che ci dicono, o ristoratori che ci dicono non ce la facciamo. Qualcuno dice forse si potrebbe pensare a una proroga nei ristoranti, ma il rischio è quello degli assembramenti magari nei bar per lo spritz, cose che purtroppo forse non si è ancora capito magari fino in fondo, che l'assembramento non può essere fatto in questo momento. Ah beh, assolutamente, l'assembramento è una delle situazioni più pericolose e più a rischio. È chiaro che certe attività commerciali e economiche in qualche modo involontariamente ma favoriscono l'assembramento, perché i bar sono il tipico esempio. Per i ristoranti la situazione è diversa, di per sé il ristorante non crea assembramenti, però la situazione è legata a come si vive nel ristorante. Nel ristorante non si può stare con la mascherina perché si deve mangiare, e questo chiaramente comporta un aumento del rischio. Per cui capisco che certe categorie siano in ginocchio e capisco anche le legittime lamentele, preoccupazioni, però il bene collettivo è superiore al bene di qualche categoria. L'importante è che lo Stato aiuti chi subisce i danni maggiori e dia dei contributi in maniera celere, e non come è avvenuto durante la prima fase, quando i ristori sono arrivati troppo tardi. Ecco, mi ha anticipato un po' la domanda. Quello che le volevo chiedere, secondo lei dal governo si sarebbe dovuto fare di più? Che cosa potrebbe fare di più in questo momento? Beh, il governo deve eliminare tutte le burocrazie che ci sono, deve fare in modo che quello che annuncia poi sia attuabile in maniera veloce e facile, non che dopo ci sia una serie di norme applicative che rendono il percorso tortuoso, lungo e a volte quasi invalicabile. Secondo lei in questo momento adesso DPCM scade il 3 dicembre, ne dovrebbe arrivare sicuramente un altro, ma siamo abituati ai DPCM, sì, certo. Fanno parte ormai della nostra vita quotidiana. Che cosa si aspetta lei? Beh, deve essere un DPCM che tenga conto che sia il Natale, e quindi in qualche modo il Natale agli italiani va garantito, non si può impedire che la gente, le famiglie abbiano questi momenti di vicinanza. Anche qui però ci devono essere dei limiti, delle regole e dei freni, e poi bisogna fare in modo che anche le attività commerciali che nel periodo natalizio hanno un grande sviluppo, possono in qualche modo funzionare. Forse ci devono trovare metodi diversi, per esempio anziché chiudere presto i negozi, come pare vogliono fare, tenerli aperti più a lungo, perché se un negozio è aperto fino alle 11, fino a mezzanotte, c'è più possibilità di diluire la presenza. Esattamente, sì. Senta, io intanto tengo sempre sott'occhio l'unità di crisi di Marghera, minor Cessa, dove dovrebbe arrivare ormai a questione proprio di minuti il governatore Zaia. Il governatore ieri parlava di microzone rosse all'interno di una regione che in questo momento è in una fascia, l'ha detto, insomma, gialla plus. Sì. Siamo stiamo andando verso, si spera di no, ma verso giallo la zona giallo intenso, esatto. Microzone rosse, e cosa comporterebbe secondo lei per questa regione? Beh, può essere una buona soluzione, perché se ci sono delle zone, dei focolai che sono ritenuti particolarmente pericolosi, riuscire a circoscriverli potrebbe essere molto utile. Ricordiamo che c'è già l'esempio di Vo. Vo è stata la prima zona rossa e all'epoca ha funzionato benissimo, anche se gli abitanti di quella cittadina ne hanno pagato conseguenze pesanti, perché vivere in una zona rossa non è certamente facile, non è certamente augurabile a nessuno, però può essere una medicina adatta in questo momento di difficoltà. Tamponi che si stanno facendo, insomma. Vedo il governatore, se non sbaglio, che si sta preparando. Eccolo qui, la linea. Ringrazio Vittorio Pierovon per essere stato con noi, la linea all'unità di crisi. Grazie. Presidente, che dobbiamo vedere delle foto diverse live. Un po' live, esatto. Ecco. Minimo mi dava 10 kg in più che a foto. Vabbè.
Grazie e buongiorno a tutti, un saluto anche a coloro che sono collegati. Abbiamo un bel po' di roba oggi, cerchiamo di far veloci. E intanto farei gli auguri alla signora Varago Campagnola, Augusta, di Pedrova, fa 100 anni oggi, quindi le facciamo gli auguri. Totale dei tamponi 2.734.036. Una giornatona perché ha fatto quasi 20.000 tamponi molecolari, 19.146. Rapidi 878.756, esattamente 40.000 tamponi, 40.809. Nello specifico, nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 59.955 tamponi, 59.955 tamponi rapidi più molecolari. Però pensate, 40.000 di rapidi. Isolamento, 44.437 persone, sono uscite 1.250 persone dall'isolamento. Numero dei positivi 134.056 più 3.980. E ragazzi, qui crescono i positivi perché facciamo una strage di tamponi. Se avessimo fatto 80.000, scusatemi, quanti erano? 60.000, avessimo fatto 120.000 tamponi, cioè il doppio, avremmo avuto sicuramente quasi 8.000 positivi. Quindi questo è un dato, a noi interessa l'incidenza sui tamponi. Ricoverati 2.579 più 50. Terapie intensive 323 meno 1. Totale dei morti 3.501 più 72. Poi abbiamo 6.706 dimessi, 120 usciti anche ieri. Guardate, voi vedete che i dati, anche se poco, un pochettino al giorno, ma continuano a crescere. È indubbio che stiamo gestendo una fase di infezione di fatto senza grosse limitazioni, perché se ci pensate la nostra vita non ha subito degli stravolgimenti. Ce n'è uno forse che è quello che colpisce alcuni, che è quello del coprifuoco delle ore 22, ma che di fatto poi non è che è andato a stravolgere le nostre vite, e l'altro sicuramente è quello di alcune attività che sono state fortemente limitate, come i bar e i ristoranti che chiudono alle 6 di sera. Ma dire che la nostra vita di cittadini rispetto al distanziamento sociale sia cambiata, decisamente no. Perché vi dico questo? Perché è innegabile che questi dati ci dicono comunque che la diffusione del contagio c'è, perché non c'è attenzione, molto spesso, senza generalizzare, al tema del distanziamento sociale, al tema degli assembramenti. Anche ieri notizie del Black Friday, che abbiamo capito che è il venerdì nero ma dura 15 giorni, e di mega assembramenti per andare a comprare un televisore, per andare a comprare un iPad o altri strumenti elettronici. Cioè, non so, voi capite che noi non è che possiamo fare gestioni della comunità ad ordinanze e a restrizioni. C'è un punto oltre il quale non si può andare e mi rifiuto di andare. Cioè, invochiamo tutti la libertà personale, penso che sia un valore insindacabile e inviolabile. Invochiamo tutti il senso di responsabilità, invochiamo tutti il fatto che non ci deve essere un grande fratello, ma se poi le notizie sono quelle che ci giungono sempre di assembramenti, e in particolar modo io vedo i dati non ci dicono nulla di novità,
I dati ci dicono che fondamentalmente pian piano si continua a crescere. Ogni tanto c'è una timida discesa dei contagi, piuttosto della percentuale di contagiati sul tampone, dei ricoveri, ma in sostanza comunque noi abbiamo quasi 3.000 persone in ospedale. Vi ricordo che la punta massima di persone in ospedale nella prima infezione era di 2.400. Vedo molte persone preoccupate dei servizi ospedalieri, giustamente, no? Perché comunque per gestire 3.000 persone, che sono 6 grandi ospedali, è come se avessimo deciso di chiudere 6 grandi ospedali e dire, facciamo senza 6 grandi ospedali. Capite che è un peso enorme. Ci sono limitazioni. Capisco anche le amministrazioni comunali che dicono ma non bisogna chiudere, ma non bisogna fare, però noi non abbiamo alternative. I sindaci sono in prima linea, però anche loro debbono capire che qui stiamo esercitando un piano di sanità pubblica che non ci dà alternative. Non abbiamo lesinato sui posti letto. Vorrei ricordare, lo dico magari adesso vedo che non escono più, però è bene ricordarlo, che i posti letto che hanno le regioni italiane sono sanciti per legge, si chiama decreto ministeriale 70, che stabilisce, andate a leggerlo, il numero di posti letto per abitante. Quindi non è quando avete tagliato posti letto, non abbiamo proprio tagliato niente perché è proibito per legge, fra l'altro, tagliarli. Piuttosto potremmo dire che probabilmente, alla luce di quello che è accaduto, il DM 70 è da rivedere, perché i posti letto probabilmente devono avere altri numeri, e soprattutto va rivista tutta la programmazione della formazione. Perché? Perché manca personale. Ieri abbiamo fatto, come stamattina, la videoconferenza e viene fuori che ci sono questi 5.000 infermieri. Allora chi va a una sintesi estrema senza approfondire dice ma come? Zai ha sempre detto che mancano infermieri, arrivano 5.000, sì, c'è un problema, che vengono da altre strutture e quindi è una coperta corta, no? Come dicevo ieri, copriamo il piede e si scopre la spalla, scopri il piede e si copre la spalla, cioè, capito? Non funziona così, perché se qualcuno vuol mettersi il cuore in pace pensando che gli infermieri ci sono perché c'è il concorso, si sappia che si rischia di svuotare tutte le case di riposo. Questi sono gli infermieri. E per questo vi informo che i direttori generali stanno scrivendo in questo momento, in virtù di un bel accordo che ha portato avanti l'assessore Lanzarin, che si dà la possibilità a tutti gli operatori e gli infermieri di poter, extra orario di lavoro, prestare opera presso le case di riposo. 38 euro sono? 35 euro all'ora. E quindi io veramente faccio appello col cuore in mano a tutti coloro che mi stanno ascoltando, che sono nostro personale infermieristico della regione, che conoscono il personale infermieristico della regione, che frequentano personale infermieri della regione, che vivono con infermieri della regione, di dire guardate c'è questa possibilità, fate in modo di fare un'ora, è remunerata ma è volontariato, perché le case di riposo sono in estrema sofferenza. Mentre si parla di Natale faremo il veglione, Natale faremo i regali, in casa di riposo abbiamo anziani isolati che non vedono più i parenti da mesi. E non è una scelta che è stata fatta per farli soffrire di più. Il problema dell'infezione è un problema reale. Ovviamente se avessimo più personale sul mercato, questi sarebbero problemi che si affronterebbero in un'altra maniera. Quindi c'è questa nuova nota che verrà inviata da tutti i direttori generali già in queste ore, ed è un appello che si fa a tutto il personale infermieristico che si voglia mettere a disposizione, che magari dice guarda io ho il sabato mattina libero, potrei andare a farmi 3-4 ore in una casa di riposo, piuttosto che la sera finisco alle 6, prima di andare a casa mi faccio un paio d'ore di giro su una casa di riposo. È sufficiente che prendano contatti con le case di riposo e poi la soluzione la si trova. Vi abbiamo anche detto ieri, e oggi abbiamo anche l'incontro, la sera l'incontro con i sindaci della Valle del Lagno e di Recoaro, di Valdagno, Recoaro, insomma quei sindaci,
e assieme al direttore generale Pavesi per parlare di quella situazione che dà degli indicatori, è una situazione che al momento non prevede misure, diciamo, di chiusure o altro, però è giusto che oggi ci sia un incontro e di confronto. Invece per Auronzo informo che è stato predisposto uno screening alla popolazione, il target è 41-75 anni, quindi chi ha dai 41 anni ai 75 e vive e risiede a domicilio a Auronzo, domenica mattina dalle 9 all'1 presso località Tagliarezze si rechi, basta la carta d'identità, insomma, per verificare che sia in questa fascia d'età, e verrà fatto il tampone. Un'ultima informazione che vi voglio dare: oggi avevamo detto che parlavamo di un paio di aspetti. Vi abbiamo fatto fare una scheda che poi vi consegniamo rispetto a, vi ricordate la famosa storia degli isolamenti, no? Partiamo da 73.000, poi isoliamo, che non torna mai il conto, e qualcuno dice non torna il conto, è vero che non torna il conto, io evito di stare qua a spiegarvelo, c'è un prospetto molto chiaro, in poche parole abbiamo 4.000, alla fine vi abbiamo messo, abbiamo 4.000 persone in attesa di presa in carico, tra quelli in ritardo di presa in carico e i 3.000 quotidiani che c'entrano tutti i giorni. E poi è spiegato tutto il calcolo partendo dai 73.000 positivi, con gli isolamenti e con tutto, è spiegato tutto il conto. Ve lo consegniamo dopo, era stato richiesto dal tuo collega Filippo, da San Maso. Ma da tutto il pool. So che lui l'aveva chiesto. A nome di tutti. Sostanzialmente il conto non tornava sul bollettino quotidiano, i positivi non equivalevano agli isolati più i ricoverati, perché mancavano 32.000 persone, invece dando in mano alla informatica c'è tutta la spiegazione perché non tornavano, quindi insomma è proprio un calcolo matematico con le spiegazioni a fianco. Terapie intensive, vi avevamo detto che oggi vi davamo, era oggi? Oggi le terapie intensive, noi siamo partiti da 494 postazioni, cioè il 21 febbraio noi avevamo 494 postazioni di terapia intensiva. Dopodiché c'è stata una nostra DGR, una delibera di giunta regionale, che le ha portate a 840 posti. Sì, 825 prima. Sì, scusate, 825 posti. Dopodiché sono intervenuti altri provvedimenti, siamo arrivati a 8,77 ed infine poi quindi con decreti, sostanzialmente con due DL, anzi con un DL che fissava due parametri, il DL 34 del 2020, che poi vi diamo comunque anche questo schema. Alla fine a voi cosa interessa sapere? Interessa sapere che il numero target fissato per legge per il Veneto è 877. Noi, siccome poi abbiamo voluto essere più sicuri, li abbiamo portati a 1000. E siccome 176 sono quelle che creiamo nelle terapie intensive, nei blocchi operatori, no, 111 nei blocchi operatori, 176 sono nelle subintensive, e siccome 111 sono nei blocchi operatori dei Covid Hospital, la risposta viene subito. Se 8,77 è il numero che devo garantire, io arrivo a 1000, contando anche le 111 di blocchi operatori di Covid Hospital, è affar mio se vado a occupare temporaneamente e creare temporaneamente quelle terapie intensive, perché qualcuno diceva la regione parla di terapie intensive che non ha, ma ce le abbiamo in più noi quelle, cioè non sono nel conto di legge, cioè noi per la legge ne abbiamo esattamente, dalle 8,77 ne abbiamo esattamente 23, 123 di più rispetto alla legge, alla previsione. Anche questo è uno specchietto chiarissimo che vediamo, avete tutto il conto.
Questo per chiarire che non abbiamo terapie intensive fantasma, ce le abbiamo in carne ed ossa. Ultima informazione che penso sia utile dare: oggi in Giunta abbiamo nominato il nuovo segretario generale della programmazione, che detta in soldoni il direttore generale della Regione, che è il dottor Maurizio Gasparin, è nuovo direttore generale della Regione, e al quale ovviamente la Giunta oggi l'abbiamo anche convocato in Giunta, abbiamo augurato buon lavoro e da oggi ufficialmente è il nuovo direttore generale. Dopo l'assessore Lanzarin vi darà i dati sulle vaccinazioni. Vi ricordate che era stata fatta una richiesta rispetto alle modalità delle classi target, come verranno, insomma vi darà tutto quello che riguarda questa prima fase del vaccino Covid. Se avete domande poi io vi lascio l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin, che è sempre qua a disposizione. Esatto, Federica, però... Giacomo Muzzo, che ha alzato 3 volte la mano. Quando io sì, buongiorno Presidente. Ciao. Mi pare che in queste ore si sta parlando molto di due aperture, di due molto diverse. Una è la riapertura possibile della scuola dopo le vacanze e un'altra è quella della stagione sciistica. Allora, ci sono senz'altro delle esigenze legittime, no? Ad esempio, se ne è parlato, la montagna, l'economia, il lavoro, assicurare il reddito a una comunità che vive di questo. Molti però dicono che, molti affermano, parlo proprio di persone che magari hanno avuto parenti malati o temono la malattia, che insomma non si capisce francamente la prospettiva di autorizzare una stagione sciistica con tutto quello che comporterebbe in termini di rischio e mantenere chiusa la scuola. Cioè, lo vedono come un segnale non ottimale da un punto di vista civico, privilegiare lo svago rispetto all'impegno, alla didattica, detto che c'è in ballo il lavoro, l'economia, il reddito, quello che sappiamo. Dai segnali che lei ha ricevuto dal governo, questa è la domanda, per quanto riguarda la stagione della neve, che cos'è ipotizzabile? E lei in particolare riterrebbe accettabile una chiusura, cioè una non apertura della stagione accompagnata da garanzie di ristoro? No, guardate, io intanto vi dico che non abbiamo nessuna notizia ufficiale. Quindi voi siete i nostri informatori, cioè noi abbiamo le notizie tramite la stampa. Tanto è vero che ieri ho chiesto la convocazione e oggi c'è la convocazione, mi informo che oggi alle ore 16 ci sarà la convocazione del tavolo dei presidenti con il ministro Speranza e il ministro Boccia. Quindi cercheremo di capire oggi cosa diranno. I presupposti sono sempre gli stessi, la salute viene prima di tutto. Primo punto, inderogabile. 2. Se si chiude bisogna ristorare. 3. Se si chiude e si ristora, bisogna evitare che gli altri aprano. Ci vuole un trattamento perequativo nell'arco alpino, perché sennò diventa veramente fare la figura dei pirla di fronte al mondo intero. Cioè, capite che è difficile spiegare a uno sciatore che va a sciare a Paramollo, parlo di una regione che non è neanche nostra, cioè, faccio l'esempio perché è una regione che ha proprio delle piste confinanti con l'Austria e quindi con la Carinzia, piuttosto che altre realtà, insomma, cioè, voi capite che chiudere le Dolomiti, chiudere il circuito più grande al mondo che si chiama Dolomiti Super Ski e pensare che in Austria si va a sciare, in Slovenia si andrà a sciare, che in Svizzera si andrà a sciare, capite che diventa veramente difficoltoso. Diventa difficoltoso e anche imbarazzante. Leggo le dichiarazioni di Kurz che dice: io chiudo solo se mi danno i soldi per i nostri operatori. Dopodiché, guardate, in Austria danno fino all'80% del fatturato perso. Cioè in Austria dicono: boh, stai chiudendo nel mese di novembre 2020, andiamo a vedere il tuo fatturato nel mese di novembre 2019 e ti diamo l'80%. In Germania fanno la stessa cosa,
con percentuali diverse. Penso che in Italia molti operatori avrebbero anche accettato percentuali inferiori, magari no? Sarebbero arrivati a 70, 65, 60%, perché poi ci sono dei costi variabili che tu non hai più nel momento in cui non apri. Non voglio dire che sarebbe stata una festa. Si è invece fatta sta scelta pensate solo al tema del bonus, non è che hanno cambiato la vita ai 600 euro. E quindi si sono fatte delle scelte a 360 gradi che però oggi si portano più in difficoltà ad affrontare i temi di restrizioni perché nessuno ci crede più ai ristori. Cioè voi avete scritto tanto in queste settimane, in questi mesi, provate a fare un dossier ristori, ma cioè, l'ultimo DPCM che prevedeva i ristori, cioè a che livello sono arrivati, quanti ne sono arrivati? Perché vabbè, io non vedo più gli operatori in piazza, probabilmente sono arrivati, però non si è ben capito, perché è giusto saperlo, perché se sono arrivati e hanno saputo, come si può dire, ristorare, è altrettanto vero che va riconosciuto questo merito. E onestamente io ad oggi non ho notizie di gente che va in piazza, però è pur vero che quando incrocio imprenditori tutti si lamentano di non aver ricevuto risorse. Quindi anche questa è una chiarezza da fare. Quanto alla scuola, per carità, se utilizziamo il tema della proprietà transitiva, se chiudo la scuola chiudo le piste, ma se chiudo la scuola chiudo anche tutte le attività di diletto e tutto quello che non è indispensabile. È pur vero che c'è una catena di ragionamenti. Sulla scuola io penso che sia rischioso aprire per chiudere subito dopo, perché se si apre il 9 di dicembre chiudiamo il 23, il 22, quindi non è che si faccia sta gran volata, sono 10 giorni, quanti sono? 12-13 giorni di scuola, se ci togliete anche i sabati e le domeniche, forse anche di meno. Non so, vale la pena rischiare per fare un flash prenatalizio per poi richiudere. Concentriamoci in un'apertura più solida alla volta del dopo Epifania, se possibile, perché tutto dipende dall'infezione. Ma adesso penso che sia più che altro, stia diventando, io sono per la scuola in presenza, che sia chiaro, cioè, è quasi una contraddizione non parlare di scuola e parlare di scuola non in presenza, perché comunque è un tema anche di umanità, no? di relazioni tra il docente e gli studenti. Però io penso e spero che non diventi un totem questa storia della scuola, perché se la discussione si trasforma semplicemente in una discussione di puntiglio politico, vuol dire che non facciamo il bene della scuola e soprattutto della salute dei ragazzi e delle loro famiglie. Guarda, l'esperienza internazionale insegna che comunque le scuole sono state sempre centrali durante questa infezione. Pederiva, Giacomuzzo, Zambò. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. Intanto un chiarimento sulla questione del lavoro degli infermieri nelle case di riposo. Anche gli OS, anche gli operatori sociosanitari hanno questa possibilità? Sono tutti sì dentro, Okay. sì. A Carenze ricordavo una quantificazione dell'assessore Lanzarin sugli infermieri, si diceva tra ospedali e territori ne mancano circa 2525, vado a memoria. Sugli OS c'è una stima analoga? Perché ci arrivano segnalazioni di OS che non riescono appunto a entrare, insomma il solito discorso, per quello non capire. Cioè, se non riescono a entrare c'è da capire, sarebbe, se voi riuscite a darci un caso, perché anche l'altro giorno c'era un caso segnalato da un quotidiano e poi siamo andati a vedere, non c'è la qualifica. E siccome siamo io l'avrei assunta subito, ma siccome siamo in Italia, è come commettere un omicidio, assumere uno che non ha la qualifica. Prego. No, sugli OS c'è una questione un po' più a fondo, nel senso noi abbiamo visto che la programmazione è recente, noi abbiamo molti corsi che partono e non hanno le persone che si iscrivono, nonostante noi, se vi ricordate, abbiamo messo 3 milioni l'anno scorso per dare un bonus a chi partecipa e 2 milioni sono previsti anche per quest'anno. Cioè non è un lavoro appetibile, anche se sapete che l'occupazione è femminile ed è al 98%, quindi probabilmente bisognerà rilanciarlo anche da un punto di vista proprio come un lavoro insomma importante di assistenza. Su questo è un'altra partita.
Poi volevo chiedere, Presidente, rispetto al piano a gradini di cui si parlava ieri per gli ospedali. Stiamo lavorando, non possiamo anticiparvi, ma non perché ci sia un segreto, perché ci stiamo ancora lavorando. Oggettivamente è già abbozzato. C'è la quinta fase, dal 2.500 posti letto ai 6.000 avrà, diciamo, dei termini, diciamo, operativi per l'occupazione di questi posti letto, perché capite che se arriviamo a 6.000 posti letto, cioè vuol dire che è quello che non riusciamo ancora a far comprendere a tutti i cittadini, che la vera sfida qui non è la cura, è l'occupazione dei letti che porta alla cura, e che sono letti sottratti alla cura ordinaria. Quindi quando uno dice sì, ma tanto del Covid non si muore, cioè questa è la frase che imperversa. Premesso che di Covid si muore, 3.500 persone hanno perso la vita in Veneto, ma è pur vero che comunque quantomeno se non muori hai bisogno di un ospedale, e quindi rischi di mandare in tilt e in difficoltà chi ha altre patologie. Comunque la filosofia resta quella che era citata nel piano emergenza autunno, e cioè sospensione dell'attività d'urgenza anche negli ospedali hub. Scusate, sospensione dell'attività ordinaria anche negli ospedali hub, e viene preservata solo l'attività d'urgenza. Era citato quello ovvio che ci sarà una stretta progressiva, perché capite ragazzi che se arrivano 6-7 mila ricoverati vuol dire che stiamo andando verso la devastazione totale. Cioè, se tu hai 6.000 ricoverati vuol dire che hai, ne abbiamo già 70.000 di positivi, ne avremo 300-400.000 positivi, avremo il sistema sanitario in tilt. Non dobbiamo arrivare lì, però se i cittadini non si mettono d'impegno il rischio di continua lenta salita c'è. Se Pedriva chiuso, passerei a Giacomuzzo, Zambon e poi Colombo di TV7. Presidente, buongiorno. Ciao. Che sia il 9 di dicembre, che sia dopo l'Epifania, le scuole per gli istituti superiori potrebbe ritornare in presenza. Dal punto di vista dell'organizzazione del trasporto scolastico, come si sta lavorando? E poi lei potrebbe come Regione e ancora di più come commissario all'emergenza imporre alle scuole ingressi diversificati proprio per riuscire, che ne so, alle 7:30 un gruppo di scuole superiori entrano alle 7:30, per cui i bus hanno tutto il tempo di fare il giro e l'altra addirittura mezz'ora dopo comunque. Ma sì, questa è una possibilità, non è escluso. Ovviamente noi tutte le scelte che facciamo le facciamo in linea con l'ufficio scolastico regionale, con la dottoressa Palumbo, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione, però capite in questa fase noi abbiamo l'assessore De Berti che si sta ovviamente attrezzando per cercare di far quadrare il sistema, ma noi l'avevamo detto fin dal primo giorno che uno dei limiti era quello del trasporto, però vorrei ricordare che non può passare l'idea che la scuola sia chiusa per colpa dei trasporti. La scuola ha un suo rischio, diciamo, peculiare nelle infezioni dimostrato in tutti i paesi. Perché? Perché è inevitabile che si anda avanti nella quasi totalità dei casi a soggetti asintomatici con alta carica virale che non avranno mai sintomatologia e che diventano dei super diffusori perché magari portano a casa l'infezione, la trasmettono al collega di scuola che la porta a casa al papà, alla mamma, al nonno, alla nonna, insomma, e poi troviamo i sintomatici. Tant'è vero che nelle infezioni che troviamo nelle scuole, la stragrande maggioranza delle infezioni che abbiamo sono primarie, cioè vuol dire che in un'aula troviamo il positivo, lo troviamo magari perché a casa c'è il sintomatico, quindi facendo i tamponi si sa che quel ragazzo è positivo, ma non abbiamo l'infezione secondaria, cioè vuol dire che le infezioni vengono da fuori. Questo da un punto di vista epidemiologico non è irrilevante, perché è inevitabile, c'è vita sociale, c'è la possibilità di andare nelle strutture di vendita, nelle piazze, ai bar, e se porti male la mascherina non la porti, il problema è l'infezione è garantita. Poi una domanda per la Lanzarin, io chiedo dopo. Allora, per la Lanzarin chiediamo dopo, Zambon. Sì.
Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Io vorrei tornare invece un attimo sul tema degli impianti sciistici. Lei ha detto servirebbe un atto perequativo per tutto l'arco alpino, però poche ore fa c'è stato un intervento da parte dell'Europa che dice no, non ha senso imporre aperture o chiusure per tutti perché sono situazioni diversificate. Sempre oggi dall'Austria e dalla Svizzera ci sono appelli agli sciatori italiani, venite da noi, quindi di fatto è un dumping. Ma è un classico. È un classico, guardate. Per la Croazia quest'estate mi viene da dire, no? Ma guardate, noi abbiamo fatto le linee guida approvate all'unanimità dai presidenti di regione, che sono linee guida fatte non dalla politica, state fatte dai servizi di prevenzione. Abbiamo già detto che lo sci ha 2 punti nevralgici: l'ammassamento nell'impianto di risalita e la cabinovia o l'ovovia, cioè spazio angusto dove 3 o 4, 5, 10 sciatori devono comunque entrarci. Cioè, questi sono i temi. Cioè, che differenza c'è tra un ammassamento all'ingresso in un punto vendita, in un centro commerciale che abbiamo visto già nelle immagini molto spesso? Nessuna, ma entrambi, se si verificassero, vuol dire che non rispettano le regole. Quindi le linee guida affrontano questi problemi, li affrontano anche in maniera radicale. Dopodiché vorremmo capire dal Comitato Tecnico Scientifico quale sarà l'opinione, ma pensare di chiudere e vedere che tutti gli altri tengono aperto, cioè non voglio neanche pensare che idea si fanno in giro per l'Europa di noi. Che poi lo sport in sé è salutare perché all'aria aperta, in un ambiente asettico, perché sapete che anche per togliere gli allergeni le prove si fanno pure in mare aperto o sulla neve, quindi è diciamo, l'ambiente ideale per non diffondere il contagio. Ovviamente bisogna evitare l'assembramento, non è che uno va a rifugio, starà e fa calca, no. Però guardate, è una partita complicata quella dello sci. Vorrei far capire a quelli che non sciano e che dicono ma sarà mio problema dello sci, perché poi c'è anche molta popolazione, vede tutte queste cose senza pensare alla ricaduta, cioè la chiusura dello sci è la fine della montagna, perché comunque c'è un impatto non solo economico ma sociale che è devastante. Lì non è, pensate, tutti coloro che lavorano, gli stagionali, non è che sono dei milionari che vanno a fare gli stagionali, il loro reddito viene fuori dalla stagione per vivere un anno intero. Se non ce l'avranno dovranno emigrare, dovranno andare via, in una montagna che si spopola già, quella bellunese, di 1000 persone all'anno. Allora direi adesso Colombo e Fois. Salve Presidente. Ciao. L'ordinanza regionale è in vigore da poche ore e già arrivano segnalazioni da Padova, ad esempio, di baristi soprattutto, ma anche ristoratori che non riescono a far rispettare le regole basilari, tipo indossare la mascherina nel loro locale, e dicono, nonostante ripetiamo di indossare la mascherina, tenere le distanze, eccetera, ci sono dei clienti che non lo fanno. E chiaramente c'è molto disappunto perché la multa poi o la chiusura addirittura arriva direttamente all'esercente, e chiedono che cosa possiamo fare se un cliente non solo si rifiuta di indossare la mascherina, di tenere un comportamento corretto, ma addirittura non vuole uscire dal locale, perché chiaramente in questo... Ma guarda, allora ti dico, innanzitutto per i ristoratori sostanzialmente non è cambiato nulla, perché abbiamo nell'ordinanza ricordato le linee guida che ci sono. Ma al di là di questo, è stato chiarito dall'avvocato Botteon che è venuto qua che non c'è una responsabilità soggettiva del gestore. Questo è stato chiarito, Cioè non è che uno è responsabile perché, se hanno poi un alterco, una discussione o vogliono far allontanare una persona, l'unica roba è la forza pubblica. Però capite che siamo arrivati a un livello nel quale i nostri poveri esercenti si ritrovano a dover fare educazione civica e anche lezione di buona educazione a volte, perché noi abbiamo racconti di operatori che sono angosciati dalla maleducazione di pochi, casi isolati, ma che comunque ci sono in giro.
E la vena negazionista aiuta a questo. Quindi il consiglio di chiamare le parti? Sì, se c'è un irriducibile, è l'unica roba è chiamare la forza pubblica e la polizia municipale o la forza pubblica in generale, carabinieri, polizia, che avrebbero di meglio di cui occuparsi, e anche che ci interesserebbe di più che si occupassero di altre robe, ma se serve, insomma, di certo non è che possono avere alterchi alzando le mani i gestori con gli avventori, ma l'appello bisogna farlo ai cittadini, di far capire che se vai al bar devi consumare e poi dopodiché ti rimetti la mascherina e ti fai tutte le tue chiacchierate con gli amici, con le amiche, con quello che è, insomma. Grazie. No, grazie a te. Buongiorno Presidente. Ciao. Volevo chiederle quali sono le ultime novità sull'organizzazione da parte della Regione della distribuzione del vaccino. Ne avevamo parlato la settimana scorsa. Lo dice dopo l'assessore. Perfetto, sì. Allora, L'assessore Lanzarini, lascio la parola a lei. Noi stiamo lavorando ancora all'ordinanza, cerchiamo di vedere i dati anche delle prossime ore. E se voi sapete che domani avremo il solito verdetto, sembra quasi il Grande Fratello, non c'è il giorno della nomination, abbiamo le nomination e poi avremo l'uscita. E ormai si mutua tutto nella comunicazione, e quindi il venerdì è il giorno dell'uscita di qualcuno. Noi abbiamo dati assolutamente solidi, sia con l'R con T, non ve lo dico perché lo trovo un fatto di irrispettoso nei confronti del Comitato Tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità e di chi ci valuta, quindi non voglio forzare la mano dicendo qua i nostri dati. Abbiamo sicuramente la situazione sotto controllo, non si discute la storia delle terapie intensive, questo lo voglio sottolineare, perché c'è stato un venticello in settimana di qualcuno ogni tanto, qualche dichiarazione, ma non da parte di ambienti ufficiali, ma qualcuno che si divertiva a dire ma i veneti no, noi ce l'abbiamo le terapie intensive, abbiamo quelle previste per legge e quelle che abbiamo fatto in più perché abbiamo noi veneti siamo così, no? Perché avanzi, come si dice, perché basti bisogna che avanzi, si dice in Veneto, no? Ecco, perché basti bisogna che avanzi, quindi abbiamo 123 terapie intensive in più. Detto questo, attendiamo il verdetto. Ci rendiamo conto che medie e grandi strutture di vendita sono in difficoltà. Ricordo anche che se fossimo in zona arancione, perché qua bisogna anche guardare in faccia la realtà, è da 3 settimane che siamo in zona gialla, se avessimo avuto 3 settimane di zona arancione avremmo avuto tutti i confini comunali bloccati, cioè la spesa e gli acquisti ognuno se li fa nel suo comune, tranne che per i beni di prima necessità, se tu non hai gli alimentari perché sei in un paese sperduto di montagna devi andare nel comune vicino, ma devi andare al primo comune dove trovi la farmacia o l'alimentari. Vedremo, cercheremo di capire. Guardate anche il tema, e poi chiudo, della metratura stabilita, a parte il fatto che fino ai 40 metri quadrati è stabilita da aprile da un DPCM. Anche qui qualcuno dice ma Zai ha messo, no, non ha messo niente, c'è previsto la legge, un cliente fino a 40 metri quadri, esclusi ovviamente nella conta i dipendenti. Per il resto tutti gli altri esercizi commerciali sopra i 40 metri, un cliente ogni 20 metri quadrati, quindi medie e grandi strutture di vendita comprese, esclusi i dipendenti, e considerando come area di vendita anche quella occupata dagli scaffali, dagli espositori, per cui insomma un cliente ogni 20 metri quadri vuol dire che se togliamo il 30% di area occupata dagli scaffali viene fuori un cliente ogni 15 metri quadri. Vabbè, non importa, questo è il minimo che possiamo fare per cercare di tenere il treno sulle rotaie che non deragli, perché il deragliamento vuol dire andare in zona arancione e in zona rossa. Tutto qua, la pressione ospedaliera c'è, è elevata, l'invito che faccio ai cittadini di consultare il proprio medico di base, di evitare di andare nei pronto soccorso ove non necessario, dove non ci sia l'effettiva urgenza, e ringrazio i medici di base perché stanno facendo un bel lavoro. Vi porterò domani
il tema dei tamponi, sembrava una follia, no? Invece il tema dei tamponi sta dimostrando che stanno facendo tamponi e soprattutto c'è un'alta adesione. Quindi mi sa che anche quelli che criticavano si sono messi a fare tamponi a questo punto. E guardate, questo è un grande lavoro di squadra che facciamo con la medicina di base ed è la dimostrazione che il medico di base ritorna ad essere una figura centralissima nell'erogazione della salute e della sanità in Veneto. E io penso che anche sotto questo punto di vista la medicina territoriale sia esempio nazionale qui da noi per quello che stiamo facendo. Domani vi porto dei dati che sono interessanti. Se non avete altro io vi lascio con gli assessori. C'è un'ultima domanda e un'ultima di Tosato. Solo due precisazioni. Sì. Di fatto l'aveva già anticipato ieri, quando dice che state ancora lavorando all'ordinanza, ci stiamo avvicinando a una valutazione per la riapertura delle medie e grandi strutture? Stiamo valutando, però capite che dobbiamo valutare, diciamo qui, come si dice, il timing è fondamentale, perché se sbagliamo il timing facciamo disastri. E poi l'altro aspetto fondamentale è il comportamento delle persone, perché qualora allentassimo un po', se poi l'esito fosse mischi al centro, voi capite che sarebbe difficile poi giustificare altri allentamenti. Cioè noi abbiamo necessità di non andare prima in zona arancione, anzi prima di non avere gli ospedali pieni e dopo andare in zona arancione. Okay. L'altra cosa invece... Anche siamo diventati una mosca bianca, anzi una mosca gialla. Come la zebra fuori. Plus. Allora, l'altra cosa, ieri il ministro Boccia al question time alla Camera ha detto che i tecnici si stavano occupando, incluso un numero aggiunto di altri 10 tecnici delle regioni, per valutare l'ipotesi di passare dai 21 parametri ai 5. È vero. Le risulta che si stiano facendo passi avanti in questo senso? C'è un incontro anche oggi. Stanno lavorando, io immagino che comunque una soluzione verrà fuori. Magari agganciata sempre ai 21, ma però con diciamo, dei parametri tra i 21 di riferimento. Nel senso che io ho il pranzo, ho tutto il menù, però c'è il primo e il secondo che sono dati certi, no? Il resto poi se uno, come si dice, beccoea fuori dalle portate principali è sempre pranzo, ma è un'altra roba. Quindi immagino che si stia lavorando a questo obiettivo. Grazie. Filippo Tosato. Sì, Presidente, questo vale anche per l'assessore Lanzarini. Lo lascio l'assessore. Però è una domanda, come dire, che mi sembra doveroso fare. C'è uno sforzo veramente intenso sul piano delle terapie intensive, quello che ha salvato tante vite, che ha permesso al Veneto di restare effettivamente un isolotto giallo, insomma, in tutto il centro-nord Italia. E così abbiamo detto per le cure semi-intensive che hanno evitato che le rianimazioni fossero travolte. Questo sforzo però, questo sforzo di concentrazione nelle cure Covid, temo abbia avuto un costo in termini di cure. Lo dico perché diversi osservatori tra i più qualificati, osservatori sulla salute, sulla sanità, cominciano già a fare delle stime dei termini di prezzo di salute e vite umane che il rallentamento, la sospensione e lo slittamento degli screening, della diagnostica, delle visite specialistiche ha comportato. Non è ovviamente una colpa, si è agito in stato di necessità. Ma non abbiamo alternative. Però insomma forse... ma guardate che il Covid non è un passaggio, diciamo, che non lascia segni. Li lascia nella sanità e nella comunità, anche la sempre banalissima visita ambulatoriale, che magari la si fa semplicemente perché ci si vuole fare un check-up annuale e accade che magari proprio in quella visita magari c'è l'evidenza di una patologia che poi si trasforma in una cura fatta bene e che quindi ti dà un'aspettativa di vita. Questo salta sto sistema, ma però che sia chiaro ai cittadini che qui non può partire una guerra tra poveri,
perché anche questo è un venticello che si sente. Sembra quasi che adesso chi prende il Covid e occupa un letto Covid sia quasi colui che porta via il letto a qualcun altro. Noi abbiamo un obbligo, prima di tutto morale e dopo di legge, ma prima di tutto è morale, e quindi io non verrò mai meno a questo obbligo perché se no me ne vado da qui, che i cittadini vengono curati con una priorità, che non è il censo, l'estrazione sociale, è rappresentata dalla gravità della patologia. E il Covid, se i ricoverati del Covid, se non hanno la cura ospedaliera, o muoiono o pregiudicano fortemente le loro condizioni. E anche irreparabilmente, perché se poi ne esce un'insufficienza respiratoria cronica a vita, voi capite che diventa un costo sociale e anche un costo umano, no? C'è una persona. Per cui noi questo siamo chiamati a fare. Guardate, purtroppo tutti i sistemi sanitari sono stati dimensionati per determinate patologie, per determinate, diciamo, su determinati coefficienti. Pensare oggi che esista un sistema sanitario al mondo dimensionato per il Covid non esiste. Finiamola anche con questa storia, le narrazioni che ci sono paesi nei quali addirittura non se ne accorgono neanche. Cioè l'esempio della Germania. Sembra che la Germania non abbia nessun problema. È vero al punto tale che fai lockdown, ma se non hai nessun problema, cioè se la narrazione è se avessi gli ospedali a sufficienza non serve chiudere nulla, per la proprietà transitiva spiegami perché la Germania ha ospedali a sufficienza e fa i lockdown, ma li fa nel momento in cui noi non li stiamo facendo. Vi ricordo che la Germania fa le chiusure, ma le sta facendo da 1 mese e mezzo, 2 mesi, per cui non ci sarà mai una sanità programmata per una devastazione del genere, anche perché è come sostenere, vi diamo una dimensione così la facciamo capire ai veneti. La sanità di oggi sono 68 ospedali, 17.000 posti letto, 80 milioni di prestazioni. Se noi dovessimo programmare una sanità con la salvaguardia di dire non tocchiamo nulla di ordinario e se arriva lo straordinario ce lo curiamo, vuol dire aprire almeno altri 10 ospedali, 6.000 posti letto, 10 ospedali, e avere almeno altri 10.000 dipendenti, che non ci sono, e che lasceremo lì su 10 ospedali vuoti con 10.000 dipendenti ad attendere che arrivi un'eventuale pandemia. Cioè, capite che nessuno può programmare la sanità in questa maniera. Vi faccio sempre il solito esempio, perché è l'esempio che attacca la bocca a quelli che sono abituati a aprirla senza collegarla al cervello. L'azienda ospedaliera di Padova prima del Covid utilizzava 950 camici al mese. E qua tutti a dire i magazzini dovete programmare, è impossibile le mascherine. L'azienda ospedaliera di Padova con il Covid utilizza 4.500 camici al giorno, da 950 al mese a 4.500 al giorno. Cioè, il Covid ha cambiato il mondo e noi non possiamo programmare una sanità per il Covid perché è impossibile. È impossibile. E con questo grazie. Possiamo passare la parola all'assessore Lanzarin. Ciao, grazie. E se ci sono domande anche per l'assessore Bottacin fatemi sapere. Allora, eravamo rimasti a vaccini. Sì, allora noi vi dovevamo fornire i dati che abbiamo comunicato al commissario Arcuri rispetto appunto alla prima, diciamo, fase dei vaccini anti-Covid, no? Allora, in questa prima fase il commissario Arcuri ci ha chiesto i numeri relativi al personale sanitario, quindi vuol dire che le categorie che hanno individuato in questa prima fase sono personale sanitario tutto, quindi sia all'interno degli ospedali sia all'esterno, quindi medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, insomma tutto quello che ruota attorno quindi al sistema sanitario. Il sistema delle case di riposo, quindi delle strutture per anziani, operatori e ospiti in questo caso, quindi operatori e ospiti, e noi abbiamo aggiunto anche, quindi abbiamo inviato anche i numeri che sono relativi al resto del sociosanitario, ossia abbiamo inserito, quindi sempre diviso tra operatori, personale e ospiti, le strutture sociosanitarie che noi abbiamo relative ai minori, ai disabili
alla salute mentale e alle tossicodipendenze. Quindi noi abbiamo aggiunto queste categorie in più, insomma comunque sempre personale sanitario e gli utenti finali. È stato poi anche richiesto e abbiamo formulato quelli che sono i dispositivi di conservazione che sono in capo ad ogni singola azienda, e quindi c'è anche lo specifico dei dispositivi che sono in capo a ogni singola azienda, in cui vedrete che tutte le aziende, gli ospedali hub hanno i sistemi a dispositivi a -80, quindi riescono per la conservazione, quindi su questo vedete, poi vediamo questa scheda. Comunque il totale dei numeri che noi abbiamo dato appunto in questa prima fase sono di 171.003. Cosa vuol dire? Vuol dire che in base al fatto che voi sapete ci sono 2 dosi del vaccino, dobbiamo raddoppiarlo, che diventa 340. Prima, adesso, insomma, comunque poi la fate. Io l'avevo fatta con il telefono, non a mente come presidente. Sono 342.006. Perché sapete che ci sono 2 dosi da fare per questa categoria di persone, che è il primo target che ci hanno chiesto. Comunque vediamo poi la specifica diviso anche per USL, numero e per tutto il resto. Sì. Faccio una precisazione rispetto a prima, perché ho fatto fare una verifica perché avevo un dubbio. La convenzione che noi abbiamo fatto, quindi la bozza di convenzione che parlava il Presidente per andare in soccorso alle strutture per anziani, è solo per il personale infermieristico, perché avevo questo dubbio, infatti me l'hanno confermato. In base al contratto non è possibile, non ho capito bene, per il resto del personale, quindi gli OS. Quindi c'è questa convenzione che le USL possono fare, quindi previa manifestazione di interesse, che alcune USL hanno già fatto, 3-4 USL hanno già fatto, e hanno già qualche persona insomma che volontariamente ha detto che è disponibile ad andare, quindi a fare delle ore a 35 euro all'ora, è solo per il personale infermieristico. Bene, tema vaccini, chi ha domande? Ma no. Se c'è qualche previsione ulteriore sui tempi? Sui tempi dei vaccini? Sì, sui vaccini. No, noi stiamo lavorando, nel senso, sapete che la dottoressa Russo fa parte del gruppo di lavoro, stanno lavorando, però stanno scrivendo il piano, insomma sono in questa fase di scrittura del piano. Per queste prime dosi si parla di da metà gennaio a fine gennaio, però oltre a questo non ho informazioni aggiuntive. Giacomuzzo. Volevo chiedere una precisazione. Allora, per i vaccini lei diceva anche negli ospedali hub ci sono i frigoriferi. Sì, ma poi vedrete insomma che ci sono quindi già. Basta, non bisogna acquistare o fare. No, noi contestualmente a questo con Azienda Zero stiamo facendo anche la ricognizione per acquistare e quindi ordinare tutto quello che serve, comprese, come diceva il Presidente, anche le siringhe. Insomma stiamo comunque, Azienda Zero sta guardando e quindi provando a vedere insomma anche cosa c'è sul mercato. Ok, una curiosità poi su la questione degli infermieri e di questa gara. Gli infermieri danno la manifestazione di interesse, ogni USL fa una manifestazione di interesse, gli infermieri di questa USL possono partecipare, dicono io sono disponibile, ci sarà una lista, la mettono a disposizione delle case di riposo. Ok, quindi la chiamata. Sempre per quanto riguarda il problema nelle RSA, una delle proposte che avevate fatto come regioni era quella di poter consentire agli infermieri in pensione di poter ritornare operativi. Con questa proposta come è andata a finire? È ferma ai pari? È una delle proposte che sono state fatte a livello nazionale, il Ministro si era reso disponibile, io sapevo che stavano scrivendo un DDL specifico con queste proposte, però non ne ho più sentito parlare, quindi non lo so. Zambon. Sì, Assessore, solo una precisazione. Nello schema che ci avete girato, quindi tutti gli ospedali faranno le vaccinazioni, si faranno in tutte le strutture ospedaliere? Il piano, sì, allora il piano dobbiamo ancora, lo stanno scrivendo, cioè ci sarà un piano nazionale a cui stiamo chiaramente collaborando e voi lo sapete, e poi noi lo declineremo sul piano regionale. Chiaramente sapete che ci sono dei tempi anche per il trasporto del vaccino e quindi la conservazione, poi quindi
sicuramente lo faremo in prossimità, quindi per essere vicini dappertutto, non c'è dubbio su questo, insomma, senza grandi spostamenti. Quindi si useranno tutte le strutture ospedaliere. Grazie. Altre domande? Io ho un piccolo quesito per l'assessore Bottacin. Allora lasciamo il posto all'assessore Bottacin. Grazie assessore Lanzarin. Prego. Sì, assessore, io di solito le pongo dei quesiti che riguardano l'algoritmo, no? Nello specifico. Anche questa volta mi riferisco all'algoritmo, però non le chiedo tanto dei dettagli, quanto mi ha colpito l'accenno del Presidente Zaia a questo spauracchio, questo timore di un innalzamento dei ricoveri. Ha detto se arriviamo a 6.000 ricoveri allora qua la questione diventa molto pesante. È soltanto un timore da esorcizzare oppure l'analisi della curva che voi fate attraverso il modello matematico lascia intendere che è una sia pur remota possibilità? Ecco, la domanda è questa. Ma come è stato detto ancora questa primavera si sono schierato tutto l'esercito, no, per far fronte alla situazione peggiore che possa accadere. Questo avviene sempre quando si programma un'emergenza, ci si mette in una condizione peggiore possibile immaginabile. E, quindi l'ipotesi dei 6.000 posti letto predisposti, i 5 che poi sono diventati 6 ex ospedali, eccetera eccetera, è tutto collegato, i 1.000 posti letto in terapia intensiva è collegato allo scenario peggiore che tutti ovviamente vogliono evitare e che può essere evitato con tutta una serie di attività. Una in modo particolare è quella del comportamento di noi tutti, che sia imposto o che sia, come dire, autogestito con un po' di sensibilità e di educazione civica, il distanziamento sociale, le mascherine, tutte queste accortezze porta a un rallentamento del contagio. Questo lo vediamo anche in considerazione del fatto che da quando sono state istituite la zona gialla e sono state fatte le ordinanze qui in Veneto, quindi più o meno da metà 20 ottobre, abbiamo avuto una diminuzione dell'RT, che è l'indice di contagio. Questo significa che queste misure hanno effetto sulla velocità di espansione o sulla riduzione del contagio e di conseguenza, come facevo presente anche in passato, prima hai il picco dei contagi, poi hai il picco dei ricoveri e poi dopo segue purtroppo il picco anche dei decessi, perché sono sfasati questi dati. Ovviamente noi ci siamo posti nella condizione peggiore come sempre, ma noi speriamo che ci sia un'inversione di tendenza, come abbiamo sempre detto. Faccio presente che a livello nazionale il parente picco massimo dei ricoveri è stato raggiunto il 23 lunedì. Sto parlando a livello nazionale perché da lunedì abbiamo assistito a 3 giorni di riduzione del numero di posti letto occupati. 3 giorni non è ancora significativo, però secondo anche quanto ci siamo detti anche in passato potrebbe essere appunto il dato che ci aspettavamo. Ovvio che i parametri in gioco sono talmente tanti che non possiamo lasciare nulla al caso e quindi ci siamo posti nella condizione peggiore. L'ipotesi dei 1.000 posti letto in terapia intensiva, i 6.000 posti letto in ospedale in terapia non intensiva è quello che avevamo predisposto, che ovviamente noi tutti ci auguriamo che non siano necessari. Come ha detto il Presidente, sarebbe uno scenario di devastazione totale, no? Penso che nessuno voglia arrivare a quello e noi faremo di tutto per evitare di arrivare a quello, pur cercando di mantenere quella possibilità di vita sociale e di vita economica laddove possibile, insomma, no? Bisogna sempre trovare un equilibrio tra le situazioni. Certo è che la situazione di pressione negli ospedali è molto pesante.
Federiva. Mi allaccio, buongiorno Assessore, quindi mi allaccio alla domanda del collega, quindi se il 23 novembre è stato raggiunto a livello nazionale quello che sembrerebbe essere stato il picco, in Veneto invece ancora non siamo a quel punto, se capisco bene, visto che solo stamattina abbiamo un -1 in terapia intensiva, ma in questi giorni eravamo sempre con segno più. Sì, eravamo con segno più, noi avevamo previsto che fino alla fine del mese ci aspettavamo una crescita dei ricoveri. Stiamo andando verso la fine del mese, tenete presente che a livello nazionale abbiamo quasi tutte le regioni che sono arancioni o rosse, quindi con restrizioni ben maggiori rispetto a quelle che ci sono in Veneto. Come diceva il Presidente, una per tutte il fatto che non si può uscire dal proprio comune non è esattamente quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto ci sono meno restrizioni, ma un'altra è il fatto che i bar e i ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 già nelle zone arancioni, quindi basta andare in Friuli e troviamo questa situazione. È chiaro che con restrizioni maggiori si vedono effetti maggiori, questo insomma ormai è noto, è evidente, succede così da noi, succede così anche negli altri paesi. A posto? Altre domande? Grazie, a domani. Bene, siamo tornati nuovamente in studio, è appena terminata la conferenza stampa del governatore Zaia, avete visto, insomma, hanno parlato anche l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottaccin. Dunque le notizie importanti del governatore Zaia oggi: ha dato i numeri delle terapie intensive, ha detto siamo partiti da 494 postazioni, poi 825 fino a 877, ma per essere sicuri insomma ne abbiamo a disposizione ben 1000, una situazione però che non deve farci stare insomma tranquilli, perché comunque tutti gli ospedali sono sotto pressione, questo l'ha detto più volte, bisogna stare attenti. Per quanto riguarda invece la situazione di Auronzo, ha parlato dello screening alla popolazione, quindi tutte le persone che sono in una fascia d'età tra i 41 e i 75 anni domenica dalle 9 alle 13 dovranno recarsi a Tagliarezze per effettuare il tampone. Rimane invece in stand-by la situazione della Valle dell'Agno, Valdagno, Recoaro. Hanno parlato oggi con i vari sindaci e si è deciso insomma che per il momento non si prevedono misure di chiusure o misure particolari, quindi situazione che va comunque monitorata e che verrà tenuta monitorata dalle ASL. Poi ha parlato invece di una cosa importante, case di riposo che sono ovviamente in grande sofferenza, quindi i direttori generali che hanno avuto una riunione oggi si sono accordati anche con l'assessore Lanzarin e hanno dato la possibilità a tutti gli infermieri di prestare opera presso le case di riposo in extraorario di lavoro. Queste le notizie importanti. Inoltre domani è la giornata importante perché ci sarà di nuovo la decisione di passaggi vari da una fascia a un'altra in tutte le regioni, qualcuno sale, qualcuno scenderà, si vedrà poi cosa decide il ministro. Per quanto riguarda la nostra situazione, dice il governatore Zaia, tutto sommato è sotto controllo, la pressione ospedaliera, lo ha ribadito, c'è ed è elevata, ma i dati sono solidi soprattutto per quanto riguarda l'R con T. Poi ha dato il nome del nuovo direttore generale della regione che è Maurizio Gasparin. Queste dunque insomma le notizie, e poi ovviamente nel corso dei nostri telegiornali vi faremo conto proprio di quello che ha detto il governatore Zaia oggi. Queste le notizie. Un'altra notizia che vorrei invece darvi che non riguarda l'emergenza Covid è che Conf Turismo Veneto, 17.000 imprese associate Veneto Film Commission hanno sottoscritto un accordo per promuovere attraverso il settore audiovisivo i territori regionali, valorizzandone il patrimonio storico-artistico e paesaggistico come risorsa per le produzioni. Il protocollo vede la firma dei presidenti Marco Michielli, Conf Turismo
Turismo Veneto, e Luigi Bacialli, Fondazione Veneto Film Commission. In questa fase di enormi difficoltà per il turismo, settore trainante dell'economia veneta, dichiara Bacialli, sono certo che l'accordo accompagnerà già in un prossimo futuro il rilancio del comparto alberghiero, uno sviluppo impetuoso delle produzioni cinematografiche e dell'audiovisivo, con un sodalizio che porterà alla valorizzazione di tutto il territorio, quindi insomma una notizia positiva. Ed ora invece guardiamo insieme come sarà il tempo per le prossime ore, insomma giornate freddissime in questa settimana, poi torneremo in studio e ci collegheremo anche con il presidente della provincia di Belluno per parlare proprio della situazione del bellunese. Dunque il meteo. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora ben presente, dunque tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 26 novembre. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno un po' su tutta la regione, salvo per risultare poco nuvoloso al mattino per i passaggi di nubi alte, in un contesto però che rimane sempre soleggiato. Locali foschie o nebbie in pianura, nelle ore più fredde talvolta anche fitte. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con tanto sole, soprattutto in montagna, maggiori annuvolamenti ma del tutto innocui invece in pianura. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -1, massime sui 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi ci collegheremo subito con il presidente della provincia di Belluno per fare il punto della situazione. Rieccoci nuovamente in diretta, lo vedo subito sullo schermo, quindi mi collego immediatamente con il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno, dunque partiamo subito, situazione a Auronzo di Cadore, insomma uno screening, oggi l'ha detto il governatore Zaia, che scatterà già domenica per tutti, insomma tutte le persone dai 41 ai 65 anni, situazione difficile in quella zona. Sì, a base volontaria, nel senso che non è obbligatorio andare a fare lo screening, quindi questo è un, diciamo così, un invito fatto alla popolazione in modo per cercare di capire e dimensionare quello che è lo sviluppo di questo contagio in uno dei comuni che purtroppo sta soffrendo più degli altri questa pandemia. Devo dire che rispetto a marzo-aprile, quando i numeri ci sembravano grandissimi, adesso siamo veramente 10 volte superiori rispetto a quelli, quindi la preoccupazione nella popolazione è sicuramente molto alta e devo dire che, come giustamente ha detto il governatore oggi nella conferenza stampa, ma l'ho letto anche oggi sui giornali, comincia a essere forte anche la pressione sulle strutture sanitarie e noi la stiamo abbastanza toccando con mano quotidianamente, quindi devo dire che il numero delle persone che sono in terapia intensiva, ma anche coloro i quali sono, diciamo così, nei vari reparti, comincia a essere piuttosto alto, e questo ovviamente deve cercare di spingere al massimo un senso di responsabilità, di evitare al massimo questo contagio, anche se mi rendo conto, come dico anche a alcuni miei colleghi, che in questa fase qui siamo abbastanza circondati purtroppo da veramente persone che se a marzo-aprile quasi non si conosceva nessuno, adesso praticamente si conoscono praticamente tutti, e questo è un segnale anche dell'abbassamento dell'età media e quindi anche un virus che va a colpire tutte le fasce d'età, dai bambini fino alle persone anziane. Ecco, appunto lei diceva, insomma,
l'aumento delle persone in terapia intensiva, ma soprattutto l'aumento di persone che sono ricoverate anche non in terapia intensiva, ma purtroppo insomma comincia la situazione ad essere preoccupante. In provincia di Belluno, Presidente, com'è la situazione? Ma noi abbiamo sempre circa un 150 numeri di positivi al giorno, che però se diciamo così rapportiamo alle persone guarite, l'ultimo dato che era riferito a ieri avevamo un -8, quindi tutto sommato una situazione che non peggiorava. Adesso il dato di oggi sinceramente non mi è stato ancora comunicato, devo dire che i numeri sono abbastanza alti, questa volta diciamo l'unica parte del territorio provinciale che ha dei numeri piuttosto bassi è l'Agordino, dove abbiamo alcuni comuni che hanno qualche unità, e quindi quella è l'unica parte, non dico che si salva, ma che diciamo così può in questo momento vantare qualche numero inferiore rispetto alle altre aree. La parte di Santo Stefano e del Comelico pian piano stanno regredendo, purtroppo c'è Auronzo, sta diminuendo anche a Cortina, dove c'è stato il grosso problema delle case di riposo, come del resto purtroppo c'è stato a Ponte nelle Alpi e a Limana. Lì pian piano la situazione si sta, diciamo così, sta tornando alla normalità. C'è stato un grandissimo e grossissimo problema legato agli operatori, perché gran parte di loro erano positivi, e quindi questo è anche il problema delle case di riposo. Oltre alle persone anziane, purtroppo dobbiamo fare i conti con tanti operatori, e trovare operatori in questo momento sicuramente non è facile. Quindi l'impegno è quello di proteggere al massimo queste strutture, devo dire attraverso tutte le misure che vengono adottate al loro interno, e devo dire che tutto sommato, insomma, in queste ultime, diciamo così, paio di settimane, le cose anche riguardo questa parte, diciamo così, della nostra popolazione legata alle case di riposo, le cose stanno migliorando. Presidente, domani il governo dovrà decidere di nuovo il passaggio di fascia, chi sale e chi scende, non si sa. Speriamo di continuare a rimanere nella fascia arancione, anche se qualcuno dice però in fascia arancione ci sarebbero ristori. No, speriamo di stare in gialla. Sì, io spero, sì, è vero, che rimaniamo comunque in gialla, in modo da poter comunque garantire un minimo di apertura un po' a tutte le attività commerciali. Io mi auguro che comunque anche la questione dei ristori possa essere comunque ampliata a quelle attività che vengono penalizzate, perché ovviamente la chiusura alle 18 dei bar e dei ristoranti crea un danno economico evidente anche a questo settore, quindi mi auguro veramente che possa essere esteso anche a queste categorie, anzi penso che sia doveroso e obbligatorio da parte del governo guardare con attenzione a tutti questi. Poi ovviamente noi siamo anche proiettati verso quello che è il periodo natalizio. Io lo dico ormai da un paio di settimane, cerchiamo di fare il massimo dei sacrifici in questo momento, quindi ancora per almeno un paio di settimane, in modo da poter salvare il Natale, che diventa fondamentale per tantissime attività economiche, negozi, e poi ovviamente per gli impiantisti, perché gli impianti sciistici chiusi provocherebbero un danno di centinaia di milioni di euro, sentivo parlare di 20 miliardi addirittura, ma sono cifre comunque elevatissime, perché gran parte poi degli impiantisti, penso che il 50% dell'attività proprio si concentri durante quelle 2 o 3 settimane legate al Natale e all'Epifania. Ecco, lei Presidente mi ha anticipato la domanda. Oggi il governatore diceva se dovesse chiudere solo insomma, gli impianti sciistici nostri, e poi se rimangono aperti invece tutti gli altri, sarebbe veramente una doppia beffa. Ma questo mi auguro veramente che non accada, e si possa riuscire comunque a fare un dispositivo di legge che possa permettere, diciamo, un'uguaglianza, perché abbiamo già visto che le nostre province vicine di Trento e Bolzano hanno cercato autonomamente di darsi delle regole, poi anche dovendo purtroppo tornare indietro. Io mi auguro veramente che si possa trovare una modalità che sia uguale per tutti, che possa tutelare tutti, ma io penso che alla fin fine saremo costretti comunque a seguire un'unica indicazione. Mi auguro veramente che non si possa procedere alla chiusura completa, ma ci siano degli spazi dove permettere appunto agli appassionati di sci in sicurezza di poter vivere queste giornate, che qualora ci fosse bel tempo veramente anche riporterebbero, penso, anche
ad una ripartenza psicofisica, perché anche di questo secondo me c'è bisogno, perché c'è anche una grande tensione nell'ansia di evitare di prendere e di contagiarsi, e quindi riuscire a trascorrere alcune giornate in montagna in libertà all'aperto penso che non possa che far bene anche alle persone, che possono veramente riprendere una vita normale o pseudo-tale almeno per alcuni giorni. Quindi devo dire che anche questo aspetto psicologico secondo me non va sottovalutato. Ecco, quali sono le criticità maggiori per quanto riguarda gli impianti, secondo lei? È chiaro che gli spazi nelle cabinovie chiuse, questo è sicuramente un problema, perché seggiovie, mezzi e ski lift possono riuscire in maniera più facile a evitare contagi. Contingentare il numero degli ingressi in cabinovie è da capire, poi c'è il discorso anche degli assembramenti all'arrivo e alla partenza, che anche questo comunque va definito. Dopo ovviamente portare le mascherine con la maschera di chi va a sciare, anche quello è un problema, perché si appanna, insomma ci sono diverse problematiche purtroppo, e l'esperienza anche di marzo non è dalla nostra parte da questo punto di vista. Però io penso che se riusciamo a diminuire il numero dei contagi nelle prossime imminenti settimane, la data del 3 dicembre del nuovo DPCM governativo e magari una più in là ci possa permettere di avere questa opportunità da giocarci, insomma. Dopodiché sta sempre nel senso della responsabilità delle persone, come adesso, cercare veramente di evitare al massimo possibilità di contagio, anche, ripeto, se mi rendo conto che non sarà facile. Un'altra mia però grande preoccupazione, questo lo devo dire pur non avendo competenze in materia, è che a fine anno arriverà anche l'influenza, quindi il mix tra influenza e coronavirus sarà anche non so con quale facilità si riuscirà a distinguere e che cosa porterà come impegno delle strutture sanitarie, perché comunque ogni anno anche di influenza, nonostante la campagna vaccinale ci sia stata, insomma si è cercato di fare il possibile anche da questo punto di vista, non vorrei che poi creasse ulteriori difficoltà. La speranza è quella ovviamente che quanto prima si possa poter disporre di un vaccino e riuscire a garantire, insomma, ai nostri cittadini di poter superare anche superare in maniera definitiva il coronavirus. Dal DPCM post 3 dicembre che dovrebbe insomma arrivare, che cosa si aspetta? Ma io penso che questo DPCM dovrà comunque far fronte a quelli che sono i numeri, e quindi legati al numero di contagiati, ma il tema è sempre quello, è la pressione sulle strutture sanitarie, che per fortuna forse nostra, è brutto anche da dire, e avere un sistema sanitario efficiente come il nostro ci permette e ci ha permesso di rimanere in zona gialla nonostante numeri sicuramente alti, ma devo dire che mi auguro che si possa mantenere una distinzione regionale, si possa riuscire ad allentare alcune misure. Come dicevo prima, per alcune attività il periodo natalizio è vitale per l'economia complessiva poi di un anno di attività. Cosa accadrebbe, Presidente, se dovesse esserci invece una restrizione? Perché poi dipende ovviamente da quello che accadrà nei contagi. Se i contagi continueranno ad aumentare, il rischio davvero è che ci siano delle restrizioni. L'unica strada percorribile sono i ristori, però è chiaro che con numeri così elevati di attività garantire dei ristori che siano soprattutto sufficienti a compensare quelle che sono le perdite delle varie attività, lo ritengo pressoché impossibile. Quindi mi auguro che questa possibilità non la prendiamo in considerazione, e che mi auguro veramente che il numero di contagi possa calare e che queste restrizioni siano le più limitate possibili. Le faccio l'ultima domanda, Presidente. Si è parlato di microzone rosse all'interno della regione per arginare, insomma, le situazioni più complicate. Lei che cosa pensa di questo? Ma penso che questa sia da prenderla in considerazione, questa modalità, perché ci sono delle aree particolarmente in difficoltà con numeri molto molto elevati, e riuscire forse a contingentarli potrebbe essere
sicuramente potrebbe essere di aiuto. È chiaro che però poi bisogna assicurare a questi territori tutti quei servizi che sono indispensabili per garantire loro ovviamente la vita quotidiana. Quindi è chiaro che non è semplice, penso, definire tutto questo, ma soprattutto le modalità con cui poi vanno gestite queste persone, ma soprattutto come dicevo appunto prima, vanno garantiti i servizi alle persone. Presidente, la ringrazio davvero. Grazie davvero per Grazie essere stato con noi. Grazie Presidente, arrivederci e buon lavoro. Grazie. Dunque noi ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicità e poi torneremo in studio e parleremo anche della scuola. C'è chi dice si aprirà o non si aprirà, insomma decisioni che si stanno attendendo da parte del governo, qualcuno è favorevole, qualcuno no, insomma ne parleremo con 3 ospiti, quindi ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, dunque abbiamo parlato con il presidente della provincia di Belluno anche del periodo natalizio importantissimo per tutti, insomma per commercianti, esercenti, ristoratori, per tutti, per dare un impulso insomma all'economia, per evitare che la situazione continui a peggiorare a livello anche economico, non solo sanitario. E noi siamo andati in zona di Gaglio perché nessuna prenotazione per le prossime vacanze natalizie in altopiano a un mese, dal 25 di dicembre. Siamo stati, come vi ho detto, a Gaglio ed abbiamo incontrato un'albergatrice che gestisce la sua struttura da 42 anni. Sentiamo. Una stagione da dimenticare questo 2020. Sì, una stagione, si è lavorato a agosto e basta, gli altri mesi sono stati da piangere, veramente, mesi duri. E adesso quello che ci aspetta, che non sappiamo cosa, non sappiamo come, è ancora peggio perché si presenta un futuro nero. 20 camere, un albergo che lei gestisce da 42 anni, ma era stato aperto dal nonno del marito. Mara Sambugaro è la voce di 3 generazioni di ospitalità nel cuore di Gaglio, che mai hanno vissuto un inverno simile. In questo periodo abbiamo già parecchie prenotazioni, oppure la gente almeno si informa per Natale. A tutt'oggi non squilla mai il telefono. Nessuno, anche perché c'è molta incertezza e la gente come fa a prenotare? Il telefono muto, neppure i clienti più affezionati potrebbero tornare. E non più di 3 giorni fa mi ha chiamato una compagnia da Milano e ci hanno detto chissà se quest'anno non riusciamo a vederci. E sono 24 anni che vengono a fare le vacanze di Natale qui da me. Insomma è veramente una grande tristezza. È enorme, una tristezza che peggio di così, non saprei proprio dirle che peggio di così non può andare. Ascolti, se gli impianti non riaprono per voi è drammatico? Se non aprono gli impianti dovremo chiudere anche noi perché noi lavoriamo solo con il turismo e d'inverno con gli impianti e con la neve. Dunque avete sentito situazione sicuramente difficile per gli albergatori, i ristoratori, il periodo natalizio è il periodo più importante e si spera che nel nuovo DPCM dopo il 3 dicembre non ci siano novità insomma, clamorose proprio per evitare un disastro, lo ha detto l'albergatrice, un disastro di proporzioni davvero importanti. Io vedo già nello schermo, quindi subito li saluto, Marco Moretto, segretario FLC CGIL, buongiorno, Stefano Pelloni, consigliere comunale del PD e Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Dunque partiamo da questa notizia, insomma situazione davvero difficile, il periodo natalizio è fondamentale e qualcuno si spera insomma, che la situazione possa che non ci siano chiusure, non ci siano ordinanze restrittive in questo periodo perché sennò l'economia sarebbe davvero... per l'economia sarebbe davvero un disastro. Abbiamo sentito la testimonianza di questa albergatrice. Con chi partiamo? Con Pelloni? Sì, diciamo che purtroppo i dati che abbiamo a disposizione non ci fanno essere particolarmente ottimisti. È vero, c'è una diminuzione dei contagi, però le terapie intensive e gli ospedali rimangono in fortissima difficoltà. E è chiaro che dobbiamo evitare in tutti i modi
gli errori di agosto, e quindi una libertà maggiore, assoluta, sconsiderata, devo aggiungere, che porta a una terza ondata che sarebbe ancora più disastrosa per l'economia, insomma. Quindi ci aspetta comunque un periodo di grandissima attenzione e quindi dobbiamo continuare a prestare tutte le attenzioni del caso. Tommaso Razzolini, cosa accadrebbe con chiusure o restrizioni? Ma allora, indubbiamente non possiamo essere in una situazione normale come lo scorso anno, come gli anni scorsi, e quindi questo ne siamo tutti quanti consapevoli. Ovvio che pensare oggi a una chiusura degli impianti di sci e di tutto quel comprensorio di montagne delle nostre Dolomiti, ma anche degli Appennini, è un problema per l'economia, perché va ancora ad affossare sempre di più tutta quella parte che lavora con il turismo, ma non solo, perché sullo sport, sugli sci, sugli impianti appunto di risalita c'è anche tutto un indotto di un'industria, penso a quella dello scarpone di Montebelluna, ma non solo, e quindi su questo bisogna veramente stare attenti, anche perché andare a sciare comunque di per sé hai già una distanza tra persone, quindi tra sciatori, ovvia, dovute appunto dalla distanza di sicurezza nel fare questa tipologia di sport. Bisognerà semmai stare attenti più che altro sugli impianti dove non ci sono le seggiovie o ski lift, ma dove sono cabinovie. Ecco, lì sì c'è un problema, e anche nelle code di attesa per questi impianti, quindi su questo bisogna sicuramente fare attenzione, però ecco, sarebbe difficile e controproduttivo per i nostri lavoratori di questi settori, insomma per la nostra gente, avere tutte le piste chiuse nella nostra, parlo del nord Italia in questo caso, di tutta la parte delle Alpi, quando poi magari in Austria le piste sono aperte, quindi bisognerebbe anche avere una concorrenza sleale da parte dei nostri confinanti austriaci. Giustamente loro guardano i loro interessi, però se bisogna prendere questi accorgimenti e queste linee è giusto farlo in maniera coordinata. Prima di continuare, Tommaso Razzolini, sappiamo che è in attesa anche del tampone per vedere se si è negativizzato. Come sta innanzitutto? No, io in realtà stavo bene, non sono neanche mai stato malissimo, me ne sono accorto mercoledì scorso perché sono arrivato a casa e non mi sentivo tanto bene, avevo sintomi influenzali, difatti avevo la febbre a 38,5, ma è stato il picco più alto mercoledì. Poi giovedì sono andato a farmi un tampone perché ero molto convinto di essere positivo, visti i sintomi, un po' dolori alle ossa e febbre, poi un po' di mal di gola e tosse, ma nulla in più, quindi in questo momento ho solo un po' di tosse e spero domenica, quando andrò a fare il tampone, di avere poi lunedì l'esito negativo per tornare alla vita normale e non un isolamento chiuso in camera, diciamo, ecco. Beh, intanto in bocca al lupo. Parliamo Grazie. anche invece di scuola, uno degli argomenti più discussi in questo momento, far tornare o meno i ragazzi a scuola. Marco Moretti, lei che cosa pensa? Intanto buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno. Dunque, sì, è naturale, partiamo da un presupposto essenziale. Ovvio che la didattica distante, la didattica integrata digitale deve essere ed è stata uno strumento in sostituzione della presenza. Questo bisogna pensarlo, ma lo sappiamo perché ci rendiamo conto di quanto sia già difficile lavorare, e per gli studenti in un'età evolutiva, ovviamente sia dei più piccoli che i più grandi, diventa essenziale ovviamente riprendere l'ordinarietà, sia proprio come relazione che proprio come attività di istruzione. Dato per scontato questo, è naturale, questo deve rimanere un momento solo transitorio. Il discorso è, se è vero che si dice dopo il DPCM del 3, che scadrà il 3 di dicembre, che il 9 c'è la volontà di riaprire 2 settimane, e io sarei favorevole come idea. Il fatto è che tipi di sicurezze abbiamo e che senso ha riaprire il 9 per richiudere il 23, sapendo che effettivamente come sarà l'andamento in queste fasi, in una fase ovviamente che
per certi versi sarà una riapertura legata anche al periodo natalizio. Cosa si rischia in questo mese, prima della ripresa delle elezioni che saranno il 7 di gennaio, come succede? Ha senso effettivamente forse aspettare un po' più la verifica dell'andamento del contagio in questi mesi, di questo mese? Diventa fondamentale vedere il parametro dell'RT. Quindi secondo lei sarebbe opportuno attendere dopo? Attendere, sicuramente sì, dato per scontato, ripeto, che prima si va a scuola meglio è, però ci sono tanti passaggi da valutare, non è tanto il fatto di andare a scuola, perché la scuola ha dimostrato che l'applicazione dei protocolli, di tutti i sistemi di sicurezza sono stati effettuati in maniera con molta correttezza, tutti gli standard sono stati applicati. Il problema non era forse il problema che i contagi degli studenti e ovviamente a livello di docenti siano nella fase esterna alla scuola, quindi con tutto quello che si è sentito in questi giorni, ma che sicuramente ha del vero, il fatto dei trasporti e i momenti di ritrovo. Credo che è lì che bisogna effettivamente fare in modo di controllare molto di più. Quindi sicuramente vedo che oggi so che c'è un tavolo con il governo e le regioni per discutere di questi aspetti. Infatti in regione stessa anche oggi si parla di parametri per stabilire i trasporti, diventerà un elemento essenziale per stabilire se ci sono le condizioni che, faccio l'esempio, poi concludo questo mio primo intervento. Il fatto di poter effettivamente riaprire va bene, ma ci deve essere ovviamente la certezza che tutto quello che è attorno alla scuola sia effettivamente sicuro. E quindi questo è un passaggio essenziale, perché altrimenti rischiamo di vanificare una ripresa per poi trovarci successivamente in una situazione che potrebbe essere quella dell'ottobre-novembre, quando ovviamente avevamo lasciato un'estate che ci aveva quasi rassicurato. Stefano Pelloni, contagi che stanno aumentando, non stanno diminuendo per il momento, una riapertura sarebbe complicata. Qualcuno dice il problema, sì è vero, sono stati i mezzi, ma abbiamo visto anche che ci sono molti insegnanti che sono risultati positivi. Che cosa comporterebbe questo? Allora io condivido le analisi di Moretti. Devo dire che esprimo fortissima preoccupazione per questi studenti che, è chiaro, con tutta la buona volontà degli insegnanti che ci stanno mettendo, con tutto l'impegno, la didattica a distanza non sarà mai, dal punto di vista dell'apprendimento, dell'esperienza, non sarà mai paragonabile alla didattica in presenza. Ci sarà da sondare sempre costantemente la questione della digitalizzazione, quindi della possibilità, dell'accessibilità da parte degli studenti alla didattica a distanza. È evidente che, come diceva Moretti, tutto ruota attorno all'ingresso, ai servizi ulteriori alla scuola, cioè i contagi non sono poi tanto avvenuti nella scuola, l'attività di messa in sicurezza, di protocolli delle scuole che si è tenuta quest'estate è stata utile e i protocolli sono stati fondamentali, come si è visto. Dopodiché c'è il problema, 1, dei trasporti, 2, della sicurezza dei lavoratori che ruotano attorno a questi servizi, quindi agli insegnanti e i lavoratori dei trasporti. Non dimentichiamoci questa categoria, anche per loro bisogna pensare a che tutto sia nella massima sicurezza. Permettetemi un'ultima riflessione e poi concludo. Penso che sarà necessario ancora di più un'attenzione riguardo agli studenti con particolari difficoltà di apprendimento. È pur vero che è una facoltà dei genitori, gli studenti che hanno bisogno di sostegno, diciamo così, è una facoltà dei genitori quella di portarli a scuola e quindi di avere la lezione dal vivo col professore. Dopodiché si creano situazioni in cui tutti i compagni di classe sono a casa in didattica a distanza e l'allievo con difficoltà, che ha bisogno di sostegno, è in presenza, si trovano difficoltà. Cioè bisognerà sviluppare dei protocolli ulteriori per provare a limitare in maniera il più possibile anche questo genere di
di problemi, ecco. Certo. È chiaro però che non ci possiamo permettere, e torno a dire, è una situazione, come appunto dicevi giustamente, dei contagi che sta aumentando, e quindi forse una riflessione ulteriore per prorogare la chiusura fino alla fine di gennaio, fino alla fine di dicembre, con la ripresa del 7 gennaio potrebbe essere utile. È chiaro però che dobbiamo fare questa scelta consapevole di tutte le difficoltà degli studenti nell'apprendimento in questa fase. Certo. Tommaso Razzolini, i contagi sono avvenuti, insomma, si pensa più fuori all'esterno che all'interno della scuola, però molti sono anche i docenti contagiati. Se fino ad ora non si è riuscito a trovare una soluzione per evitare gli assembramenti negli autobus, perché poi lo sappiamo, gli studenti prendono l'autobus alla stessa ora, si ammassano nel bus, si può trovare ora una soluzione diversa? Ma non so se ci sia la volontà di trovare una soluzione diversa, nel senso che bene o male tutti sapevamo che a settembre le scuole sarebbero state di nuovo riaperte. Si è preferito dare priorità a banchi con le rotelle, al monopattino elettrico, a tutta una serie di situazioni dove ora con la didattica a distanza i banchi e le rotelle non servono, e dove quel monopattino non so, insomma, ecco, ho forte perplessità su queste scelte. La scelta che semmai bisognava prendere era quella di cercare di potenziare, di migliorare, di includere e potenziare veramente il trasporto pubblico, anche con l'aiuto di un trasporto privato, ovvero aziende che già lo fanno per lavoro, cercando appunto di, come si diceva, dare un servizio migliore e più sicuro nel trasporto dei ragazzi, poi magari anche farlo con orari di inizio e di fine non uguali per tutti, ma differiti magari di un'ora, in maniera da dare più possibilità da fare 2 giri con lo stesso mezzo, in maniera da essere un po', sicuramente non è una cosa simpatica al 100%, però potrebbe essere stata una soluzione. Non è stato fatto, credo che farlo ora sia difficile, non impossibile, ma mi chiedo perché non sia stato fatto quest'estate, quando la scuola comunque era ferma e quando magari c'era del tempo per ragionarci su. Oggi pensare di riaprire nel periodo di dicembre 2 settimane, se è una cosa fatta a spot non ha senso, cioè o è una cosa pianificata, programmata, progettata, dove c'è effettivamente una visione di continuità intelligente di un contesto, ma se è fatta così tanto per dire vabbè, in 2 settimane tutti quanti che ce la fanno un po' a migliorare, a conoscere meglio, a capire, avere una didattica in presenza, è un ragionamento che sta fin là. È ovvio che la didattica in presenza è la cosa migliore, certo, però bisogna anche avere le soluzioni, certo, per poterla fare. Moretti, giro la domanda a lei. Fino ad ora non siamo riusciti a trovare una soluzione per evitare il contagio anche esterno, non dico interno alla scuola. Si può trovare in questo momento, proprio a ridosso oltretutto delle vacanze natalizie? Vabbè, diciamo che sarebbe veramente assurdo pensare di ripetere gli errori che sono stati fatti dopo le vacanze, diciamo dopo l'estate. Quindi sicuramente sono state fatte delle osservazioni corrette. Effettivamente il fatto di, sottolineo però un aspetto, si pensava anche che il trasporto anche a livello regionale non desse problemi, portandolo anche all'80%. Abbiamo verificato che probabilmente è stato un eccesso quello, quindi sicuramente bisogna rivedere, utilizzare tutti gli strumenti. Lo dico anche di più, perché non utilizzare anche, implementare un problema, ad esempio, che anche nella nostra provincia abbiamo, di utilizzo di sistema ferroviario, di linee ferroviarie che sono molto carenti, quando si preferisce ovviamente utilizzare la ruota. Ma a prescindere da questo, che è un discorso molto più ampio, sicuramente sarà fondamentale anche, perché no, pensare di diversificare. Concordo sul fatto di non spostare l'entrata dei ragazzi in orari eccessivi, anche perché c'è un fatto di difficoltà organizzativa sia per la scuola che ovviamente per le famiglie, quindi scaglionare è sicuramente una cosa fattibile. Il fatto di poter utilizzare, oltre ovviamente alle aziende
le classiche aziende di trasporto, anche effettivamente automezzi che possono essere con convenzioni dello Stato, della Regione, dell'ente locale per implementarle, sicuramente sarebbe utile. E nello stesso tempo anche un'altra cosa, diventerà importante, secondo me essenziale, fare in modo della prevenzione, cioè anche per consentire agli studenti, soprattutto che si vedono in un'ipotesi di positività o di stare in quarantena per una quindicina di giorni, quelli che sono con coinvolgimento di tutta la classe, fare in modo che effettivamente ci sia una maggiore rapidità una volta che c'è la segnalazione, nel fare tutta quella che è la procedura per garantire che il prima possibile so esattamente, secondo i tempi ovviamente medici previsti ovviamente dalla valutazione del contagio o meno, o della malattia, del virus, per fare in modo ovviamente che lo studente, oltre che docente, riprenda il prima possibile. Questi sono elementi essenziali e dimostrano che bisogna andare a parare sicuramente sul trasporto, sui controlli. E un'altra cosa sottolineo, perché giustamente i pullman, i trasporti hanno la loro rilevanza, però si discuteva anche che c'è un problema anche che non puoi non costringere i ragazzi di fermarsi alla fermata, allo stop per salire sull'autobus. Anche qui eventualmente rafforzare anche i controlli, perché ovviamente non è che puoi scaglionare i ragazzi per una fermata di un bus di una corriera in maniera esagerata, però effettivamente che ci sia qualcuno che faccia dei controlli forse anche in questo caso diventa rilevante, perché l'educazione dei ragazzi è importante, ma ci sia anche un controllo in questo senso. Pelloni, si torna a parlare dei banchi con le rotelle? Sì, no, ma infatti volevo replicare a Razzolini prima. Devo dire che forse lui è appena stato eletto in Consiglio regionale, gli auguro buon lavoro per questo nuovo incarico, però gli è sfuggito il fatto che la delega sui trasporti sia una questione prettamente regionale e non nazionale, e che l'assessore ai trasporti ha continuato a parlare fino a settembre di capienza 100% dei mezzi di trasporti, quando adesso ci accorgiamo che forse non basta nemmeno l'80%. Quindi prima di venire a fare ironia sui banchi con le ruote, sui monopattini elettrici, su altre cose che lo divertono, io gli consiglierei di capire che la delega sui trasporti pubblici è regionale, lui è consigliere regionale, quindi questa cosa la dovrebbe sapere, e dovrebbe sapere che mentre altre Allora aspetta, non parlatevi sopra, facciamo finire Pelloni, poi do la parola subito a Razzolini. Mentre altre regioni già studiavano protocolli di trasporto con capienza 80%, il governatore Zaia e la giunta regionale parlavano ancora, questo a settembre, di capienza 100%. Ora è inutile parlare del latte già versato, però certamente ora dobbiamo studiare ulteriori protocolli per ridurre la capienza purtroppo di questi mezzi di trasporto. Il governo deve sviluppare dei ristori particolari ad hoc, come ha già fatto per le società di trasporto pubbliche, e si devono studiare delle intese con le società di trasporto private, con le società di trasporto pubblico, per andare a rispondere a un servizio maggiore, per cui oggi non abbiamo mezzi sufficienti come società pubbliche. Ecco, questo io penso sia da fare. Razzolini, che stava prima intervenendo. Stavo dicendo che non basta avere le deleghe se poi mancano le risorse. Visto che siamo in un'emergenza straordinaria, se arrivassero risorse per quanto riguarda i trasporti, dopo ovvio che la gestione, se la delega è regionale, viene gestita dalla regione, però bisogna risorse, perché anche i sindaci sono stati nominati commissari straordinari per l'edilizia scolastica, però se poi mancano alla fine i soldi non è che possono fare miracoli, perché alla fine tutto gira intorno a questo ragionamento. Quindi per carità, so benissimo anch'io che la delega l'ha in capo la regione, però poi vi servono anche soldi, servono risorse, e se no le cose non si possono fare. Parliamo anche del 3 dicembre, nuovo DPCM sicuramente, quindi ci saranno i nuovi provvedimenti del governo. Partendo da Moretti, che cosa si aspetta? Da quello che si sente a livello di cronaca, sembra che ci sia una volontà di alleggerire quelli che sono gli aspetti
diciamo, di chiusura di questi ultimi, diciamo, mese e mezzo, 2 mesi e mezzo. Il discorso è, bisogna tener conto effettivamente e non è facile, della questione economica, lavorativa e produttiva, che diventa essenziale, e perché quindi sicuramente fare in modo che ci sia una maggiore possibilità a tutti di avere l'attività lavorativa che continua a essere in movimento, certamente riuscire obbligatoriamente a conciliarla con quelli che possono essere i momenti di criticità. Certo. Dato per scontato che, perché il punto nodale è questo, se è vero che si parlava prima della riapertura del 9, le cose sono per forza di cose collegate. Se si dice che ci sarà una maggiore apertura per consentire che le persone giustamente in questa fase natalizia vadano a fare le loro spese, che è ovviamente poi un meccanismo, un volano per tutta l'economia, soprattutto in questa fase, è ovvio che benissimo che si faccia questa, ma dobbiamo anche pensare che per questi 15 giorni di festa non possiamo rovinare quello che abbiamo visto. Non si può abbassare ovviamente la guardia. Assolutamente, in questa fase poi diventa una cosa importante, lo dico chiaramente perché giustamente ciascuno con linee diverse, con opinioni diverse, sia politiche ed altro. In questo caso va benissimo il confronto e certi versi anche lo scontro, perché poi alla fine deve essere un'unica linea comune, viste le difficoltà che in tutti i settori questa epidemia sta coinvolgendo. Quindi occorre le energie e il remare in maniera comune verso un unico fine, che è esattamente la ripresa dell'economia coincidente con il benessere, la salute di tutti, sanitaria. L'economia non serve a nessuno. Certo. Stefano Pelloni, cosa ci si aspetta da questo nuovo DPCM? Certamente ci si aspetta chiarezza sui ristori, ci si attende anche un aumento dei settori coinvolti nei ristori, appunto, ci si attende rinvii fiscali, ci si attende anche, si spera, degli minori restrizioni, minori restrizioni per quanto riguarda chiaramente le chiusure dei negozi e delle attività, sperando che con responsabilità di tutti si possa affrontare il Natale con maggiore serenità, certamente, sostenendo un po' l'economia. Grazie. Razzolini? Ho sentito prima la conferenza stampa del nostro leader Giorgia Meloni, che diceva che a quanto pare il governo abbia accettato i consigli che da tempo il centrodestra stava consigliando, stava dando, e questo insomma fa piacere se è vero che siamo stati ascoltati. Si parlava prima di ristori, effettivamente non si può questo paragonare e lavorare su un discorso di codice Ateco, ma bisogna invece considerare il fatturato dell'anno precedente, perché la situazione non è certamente facile, ma anzi, e quindi insomma nella speranza che sia stata ascoltata anche la voce dell'opposizione al governo, quindi del centrodestra, questo mi fa insomma piacere. Io ringrazio, siamo arrivati davvero al termine di questa diretta, vi ringrazio, speriamo davvero che il nuovo DPCM non porti grandi restrizioni, soprattutto perché economicamente il periodo natalizio è un periodo importantissimo, e soprattutto che si valuti poi anche il nuovo ingresso per gli studenti, se devono tornare a scuola, con dei meccanismi diversi da quelli che ci sono stati, proprio per evitare ulteriori contagi. Io ringrazio dunque Marco Moretti, Stefano Pelloni e Tommaso Razzolini, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. A voi. Grazie e buon lavoro. Dunque siamo arrivati al termine di questa diretta, l'appuntamento per la nuova diretta ovviamente è domani, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.